E andiamo, ragazzi, andiamo. Meno male, meno male. Tutti pronti? Direi che ce l'ha messa un po' del suo. Andiamo, allora. Vi abbraccio, un abbraccio a Mario, non posso seguire, ma vi ascolto dopo. Bravissimo, è esattamente quello che vi chiedo. Lasciare il like, poi se qualcuno c'ha da fare può venire più tardi. Io stesso ho da fare oggi, è il compleanno della bambolina, quindi vi chiedo sempre di non donare. Questa volta donate, perché devo assolutamente fare dei regali all'altezza. Signori, meno male, perché non mi potevo intossicare il compleanno. It was close, cioè, ci siamo andati vicino. Per fortuna la qualità anche individuale dei nostri campioncini, non diciamo campioni, se no se ne salgono di testa, però hanno delle qualità questi ragazzi e mi fa proprio mi fa proprio piacere che nella serata in cui ha brillato Lindstrom non abbiamo perso Kvara, perché avevo già immaginato quali sarebbero state le parole social. Allora Lindstrom è meglio e Kvara si incaponisce, eccetera, eccetera. No, perché ci siamo resi conto di quanto questa squadra diventa prevedibile senza Kvara, e la presenza di Kvara è un pericolo pubblico assoluto, perché poi devi avere la qualità, e la qualità è #qualità, sotto dovete scrivere nei commenti, proprio perché benino nel primo tempo si sono creati dei presupposti proprio con Kvara, però a centrocampo un pochino legnosi, un pochino non proprio fluidi, e quindi mi sembrava logico far uscire Caiusta ad un certo momento e far entrare qualcuno. Io avevo individuato un Raspadori per non far arrabbiare il presidente, insomma un Raspadori sotto punta, e invece non avendo Osimhen, giusto quello che ha fatto Mazzarri, considerando Raspadori prima punta al posto di Simeone e facendo entrare Lindstrom, che ha giocato, e lì poi sarà bello analizzare anche domani nell'analisi tattica, perché Lindstrom entra a centrocampo, entra sotto punta in una sorta di 4-2-3-1 con Lindstrom proprio trequartista, proprio la cosa che diceva De Laurentiis. Lindstrom si mette lì, poi si alterna con Kvara per chi deve stare un po' a sinistra e per chi deve stare un po' centrale. Non sono i giocatori del biliardino, si devono muovere, si possono muovere, e quindi molto bene che si sia fatto. L'unica cosa, a destra no, proprio a destra Lindstrom no, ma funziona a sinistra, come abbiamo detto più volte, come fa nella sua nazionale. Da sottopunta, c'ha lo spunto, bene, e quindi fa piacere che sia andata così. Poi l'analizziamo, perché il risultato non ci basta, e analizziamo che nel secondo tempo il Verona più di un'occasione l'ha avuto, sono andati anche in vantaggio, e quindi va analizzata bene, però con i 3 punti in tasca, perché senza i 3 punti in tasca diventavamo virali e non ce lo possiamo permettere di diventare virali in questo periodo. Bravo, proprio al di là dei foglietti, perché poi nell'analisi io voglio capire da dove sono venuti questi foglietti, cioè le parole, i dati che ha portato De Laurentiis, da dove vengono? Da Transfermarkt, vengono da SofaScore, perché poi se andate a vedere Transfermarkt porta trequartista molte più partite, però De Laurentiis parlava solo dell'anno scorso, e sappiamo anche che però
con l'Eintracht Francoforte si giocava un po' a destra, si allargava a destra, ma partiva da sottopunta in un 2-1 finale. Quindi le analisi vanno fatte un po' più approfondite e non le deve fare il presidente deve fare il presidente. Antimo Coppola, proprio Coppola di Ia. È un caso che Kvara sia tornato a fare Kvara. Ah, mi sono perso, mo ti recupero. Mo ti recupero subito, Antimo, perché c'è anche Tore. È un caso che Kvara sia tornato a fare il Kvara adesso che stanno parlando di rinnovo. Un abbraccio Valerio, questo è il mio contributo. Grazie mille, Antimo. Sì, ti rispondo che è un caso, anche perché stanno parlando di rinnovo, è una cosa che ci dicono i giornali, ma che smentisce il suo procuratore. Il procuratore di Kvara ha detto: non ne stiamo parlando proprio, quelle cifre che sono uscite ve le siete inventati voi, non abbiamo mai chiesto 7 milioni con il Napoli che ne offre 3 o 4, quindi questa cosa è stata smentita dal diretto interessato. Sì, è un caso, perché Kvara ci ha sempre provato dall'inizio dell'anno, continua a farlo e meno male che lo fa, perché altrimenti perdiamo una bocca da fuoco importantissima. E ti ringrazio infinitamente per il tuo supporto, Tore Falanga, che non manca mai. La squadra l'ho vista propositiva, Kvara ha supportato l'attacco con la sua imprevedibilità, deve avere la licenza di spazio. Sì, bene il filtrante di Lindstrom per il ragazzo del Verona, esatto, bene anche l'impatto di Ngonge, che poi, se l'andiamo a rivedere quel tiro, forse senza la deviazione c'è il pericolo che non sarebbe entrato in porta. Però meno male, questo è poi il po' di mazzo che io vi dico da anni in memory. Nel calcio ci deve essere, perché non si va avanti se sei sfortunato, però la sfortuna te la devi andare a cercare, devi creare i presupposti, e il Napoli con il possesso palla, con una formazione un po' più logica, i presupposti li crea. Se gioca solamente a difendersi, ecco perché adesso ci sarà un bel dilemma per Mazzarri, come affrontare il Milan, se torniamo alla difesa a 5, se ha convinto il 4-3-3, se invece il 4-2-3-1 ha convinto un pochino di più, perché si creano più imprevedibilità. Sarà interessante non ascoltare la conferenza, perché De Laurentiis ha detto che non le vuole fare più. Saranno contenti gli sponsor che il Napoli non vuole fare più conferenze, pre-partite, post-partite, ne parliamo lunedì. Veramente incomprensibile, certi atteggiamenti sono veramente incomprensibili, e ringrazio anche Tore per gli auguri alla bambulella. Lasciate i like, esatto, voi non dovete per forza donare, i like sono più che bene accetti. Vi abbraccio, vi bacio, arriviamo immediatamente a 700, non so a quanti like stiamo, ma sono un po' severo con Mazzocchi, hai ragione zio Pippo, però ascoltate bene la reaction, perché io analizzo veramente tutto, visto che mi sono esposto un pochino, visto che ho parlato di Mazzocchi, che come quantità niente da dire, ce la mette il ragazzo, la partita la fa. Come qualità ho dei dubbi, visto che mi sono esposto. Guardate bene la reaction e guardate quante volte io dico: ah, Mazzocchi, qua sei andato a vuoto, qua non mi sei piaciuto, attenzione ai falli. E poi dico anche, e me ne dovete dare atto, bene il passaggio che fa Mazzocchi per Kvara, bene il movimento che fa per dettare il passaggio di Lindstrom. Quindi io dico tutto e non ho preferenze, e ce le avrò le preferenze, ma non mi faccio influenzare dalle mie idee per quanto riguarda l'analisi della partita del calciatore. Poi possiamo avere delle idee sulla qualità generale del calciatore, su come aumenta, come migliora la squadra con uno o con un altro, ma nella partita si guarda la partita. Per esempio, le persone, voi con la community, io non ho niente da aver paura, vi sarete resi conto che Juan Jesus ha fatto un'altra grande partita, molto attento, e ci ha tolto castagne dal fuoco molto importanti. Quindi vedete, chi è meglio tra Juan Jesus e Di Lorenzo? È meglio Juan Jesus? No, è meglio Di Lorenzo, però Juan Jesus ha fatto una partita migliore di Di Lorenzo. Di Lorenzo è andato incalando, come è andato incalando Lobotka. Mazzarri, attenzione, io lo so che c'hai i titolarissimi e hai delle idee ben precise per i migliori che ci sono in squadra. Di Lorenzo sta un'altra volta col fiatone. Lobotka nel finale di partita ha avuto difficoltà, ha sbagliato diversi passaggi. Attenzione, facciamo attenzione e cerchiamo di guardarci in panchina se ci sono
delle soluzioni da utilizzare. E veramente vi abbraccio forte, proprio tutti, e andiamo a vedere di che si tratta. Umberto Castaldo, grazie mille anche a te. Secondo me il Napoli deve giocare come ha giocato dopo l'1-0, devono spingere e pressare, dobbiamo giocare più offensivo, intanto prendiamo un gol anche se giochiamo. Sì, poi facciamola la considerazione, Umberto, che il gol lo prendiamo da calcio piazzato, quindi con qualunque schema stai giocando, con qualunque modulo, quello non è il problema di oggi. Però il Verona nel secondo tempo Coppola da solo fuori nel mezzo errore di Anghissà, Lazovic con intervento di bene Gollini oggi, Cabal di testa fuori e la rovesciata di Folorush, insomma ci sono stati anche Suslov fuori, un altro errore di Anghissà, insomma avevano creato i presupposti, quindi non è tanto il modulo, però devi sapere che qualcosa la puoi rischiare sempre al di là del modulo. Il Napoli che gioca propositivo, qualcosa la puoi rischiare, ma qualcosa la puoi anche creare. Se invece non proponi nemmeno, specialmente con squadre un pochino più attrezzate fisicamente, che la possono sbloccare con un calcio piazzato, che di forza ti possono entrare dentro, rischi lo stesso. Quindi io preferisco che il Napoli se la giochi, e devo ringraziare Kvara, ma anche togliete Lenny Kravitz da mezzo al campo e mettetegli una chitarra in mano, magari rende meglio. Scherzi a parte, come hai visto i cambi per me indicavano catenaccio e ripartenza. Allora, Anonymous, che poi sarebbe, fammi vedere se riesco a dare un po' di soddisfazione. No, sono stato selezionato per un air fryer, per una friggitrice ad aria. No, ringrazio l'Anonymous, non lo so. Vabbè, il primo cambio era Alberto, ti ringrazio Alberto. Il primo cambio è per il giallo. Mario Rui purtroppo gli è scappato il dirimpettaio, si è speso il giallo. Ecco perché non sono tutte finali, perché hai speso il giallo con quella cosa che dire la prossima la salto, quindi se fosse stata una finale spendi il giallo, non ci pensi. Invece lì mette Mazzarri secondo me per il giallo, per non rischiare Mario Rui che si fosse innervosito eccetera eccetera. Dopodiché con Lindstrom e Ngongia al posto di Caius e Politano è abbastanza più propositivo, perché ci metti uno di qualità al posto di Caiuste, che fa la sua partita onesta, ma non ha quella grande, non ha l'intuizione del grande trequartista o di quello illuminato. Quindi no, non mi sembravano dei cambi da catenaccio e ripartenza, perché se lo fai pure col Verona è la fine del mondo. È la fine del mondo. Andiamo a leggere un pochino tutti i vostri messaggi, gli auguri alla bambolina anche da Vincenzone. E andiamo. Il mio sogno è che Lindstrom mano a mano si riprende e lo metti mezzala, che si scambia continuamente. Sì, se hai due davanti così, anche Mazzocchi va bene, due passaggi esatto, ma va benissimo, è lì che noi, quando abbiamo visto che a destra al posto di Politano, diciamo nel ruolo di Lozano, tra l'altro belle parole di Lozano per il Napoli e per Napoli in generale, non funzionava tanto, anche perché le ali devono fare anche tutto un lavoro di copertura che Lindstrom proprio bene ancora non fa. Ha dovuto spendere il giallo Lindstrom, lì mi è piaciuto perché sei stato superato, non ti abbandona, spesso lo ha fatto, ha abbandonato l'azione, e invece stavolta è andato, si è speso il giallo e va bene. Però l'abbiamo detto subito, forse potrebbe avere più spazio nella zona di Zielinski, da mezzala quella là offensiva, che poi è probabilmente nell'idea del Napoli dove utilizzare Traoré, che adesso abbiamo un bel numero di centrocampisti offensivi, di mezze punte, di gente che è votata all'attacco, e dobbiamo sta a Bazzarri trovare gli equilibri per non sfilacciarci, perché poi quello può essere una problematica che abbiamo visto spesso con Garcia. Allora, sono scattati, volati tutti i messaggi. Dopo lo 0-1 Valterone ha buttato tutti nella mischia, non aveva più un'idea da tattica né logica. Questo è anche figlio di un calcio un po' più tradizionale, diciamo, un calcio un po' più vecchio.
Ma va bene così. Leonardo, una sola domanda: perché Kvara, nonostante sia fortissimo, non la passa mai? Che dici non la passa mai? No, Leonardo, non è così. Kvara è l'unico che ha dribbling non prevedibile. Se lo fa Politano sai dove andrà, se lo fanno gli altri sai bene o male dove vanno e ti bloccano. Arriva un momento in cui Kvara dice si sta incaponendo, però io lo dico in reaction, dico il suo uomo era anche ammonito, quindi fa bene a provarci, perché in quella zona può uscire poi la superiorità numerica. Kvara è l'unico che ce l'ha e gli dobbiamo dare un po' di libertà di provarci. Guarda lì, il gol che fa alla fine ci dà 3 punti e quindi è così. Se intorno a lui ci sono dei movimenti e ci sono le sovrapposizioni, vedete che Kvara il passaggio lo fa. Quando invece si vedono tutti intruppati e non ci sono, tutti i giocatori sono marcati, secondo me fa bene a provarci. Guai il giorno in cui Kvara smette di provare a prendersi la squadra sulle spalle, perché diventiamo veramente prevedibili. Allora, no Kvara no party, esattamente, ma i like, ragazzi, scusatemi, perché poi siamo già a 16 minuti di live. Fiorenzo Mazzarri, poca roba, lo sapevamo, e c'è chi era un po' più ottimista, chi era più possibilista, chi si è speso con grande ottimismo. Io ho detto prima del tempo, insomma, le mie perplessità. Non voglio avere ragione, voglio che il Napoli migliori, che sia merito di Mazzarri, che sia merito dei singoli che ci mettono del loro. Dobbiamo fare qualcosa in più di quello che abbiamo fatto vedere nella doppia gestione sia di Garcia che di Mazzarri della girone d'andata. Adesso è il momento, insomma, di uscire dalle sabbie mobili, perché vedete sempre quello che succede davanti a noi. Può scivolare una, ma un'altra recupera. Il Bologna, che sta in grande difficoltà, vedete che qua alla fine si riprende e fa gol, quindi, e fa i 3 punti. Quindi sono tante squadre. Deve arrivare il filotto, ne stiamo parlando dall'inizio. Se fai il filotto, allora puoi sfruttare qualche inciampo. Se invece continui a essere discontinuo, come saranno discontinue le altre, ci sarà una baruffa di classifica pericolosa fino alla fine. 312 e allora non parlo più. Cadono le cuffiette, non parlo più. Sono pochi, sono pochini. Ma io sì, sono d'accordo, Matti. E tra l'altro c'è quello che noi non vediamo in campo, quello che lui fa nello spogliatoio, e si vede da alcune uscite social che fa. Se voi andate a vedere il linguaggio del corpo con i compagni, è veramente uno di quelli che è un punto di riferimento adesso, no? Che comunque è una squadra abbastanza giovane in alcuni elementi chiave, e quindi serve che poi ti giri e dici tu oggi come la vedi la partita, e quello magari ti può tranquillizzare, ti può dare la carica, è importante. Elena, sono d'accordo, non me ne voglio mai detto, Collini mi dà più sicurezza. Sì, c'è stata nell'idea, al di là delle quelle parate che ha fatto, forse non difficilissime, però c'era oggi Gollini, sono state un po' di uscite alte che mi hanno dato un po' più di tranquillità. L'ansia mi è arrivata ovviamente dopo il gol che hanno fatto loro, però io ero convinto che si sarebbe vinto oggi, perché non era pensabile steccare contro il Verona, che avevamo battuto all'andata. Hai fatto veramente metà del tuo dovere vincendo oggi, non era plausibile. Visto che siete lenti con i like, ascolto un primo vocale, perché così vediamo. Hai ragione Fabio, ho dimenticato il link, ma non lo sto lanciando il link sul canale Telegram, perché quando lancio la reaction tutti sanno che poi si devono riversare qui immediatamente. Vedi, Ciro Ruggiero è dei nostri, benvenuto. E ascoltiamo un vocale che sblocca i like. Mamma mia, siete tantissimi. Buon pomeriggio a tutti amici bellini. Allora, volevo mettere in risalto una cosa, è un commento che ho scritto sull'ultimo video di Valerio, che è la differenza tra la società, la dirigenza nostra e quella delle altre squadre, come sono trattati i giocatori, come sono trattati i dipendenti del Napoli
in confronto alle altre. Un esempio lampante è Maignan, che dopo i fatti di Udine si è dichiarato orgoglioso di far parte del Milan. Poi rinnoverà o non rinnoverà, saranno fatti loro, però loro sono orgogliosi di far parte di una società che li difende in ogni ambito, in ogni contesto. Invece noi no. Per quanto riguarda la partita, siamo tornati indietro di 15 anni, a me non sta bene. Non sono nemmeno contento di questa vittoria venuta molto casuale. Niente, 15 anni fa mi poteva stare bene, quest'anno no. Capisco il punto di vista di Time Paradox, perché certo, quando dici non sono contento della vittoria, non sei contento di come è arrivata, perché siamo un attimo abituati a un Napoli che soffre di meno. È stata comunque una vittoria di sofferenza, lo dice anche Massimiliano, mettiamoci ancora in pace, sarà una sofferenza. Con Osimhen andremo un po' meglio, ma il pressing non lo sappiamo fare, a differenza del Verona che sapeva cosa fare con una squadra allestita ieri. È vero, va considerato che il Verona è un work in progress, hanno cambiato tanti giocatori, ecco perché era una squadra di difficile lettura. Fortunatamente, se tu tieni il pallone, ve l'ho detto in sede di prepartita, se tu tieni il pallone è un po' più facile, che tanto sai che loro potranno solamente attaccarti in contropiede. Nel secondo tempo devo dire che qualcosina in più il Verona l'ha fatto, però capisco, non è il modo in cui noi vogliamo che il Napoli del futuro sarà. Però ad oggi è un pochino triste, ma dobbiamo prenderci tutti i 3 punti, abbracciarli, tutti i 3 punti che arriveranno. Le vittorie sono fondamentali per riprendere un po' di fiducia, no? Perché lo sapete che si va poi a casa moggi quando arriva un pareggio, quando perdi. Invece con la vittoria si lavora un poco meglio, con un po' più di serenità. Ragazzi, l'abbiamo visto purtroppo da quella conferenza, stare nel Napoli non è facile in questo momento, e io ringrazio tutti quelli che hanno capito il mio sfogo in sede di commento della conferenza congiunta di ADL con Mazzarri. È male, è proprio male, quindi mi voglio stringere intorno a questi ragazzi. Tutto quello che faranno è oro, perché non è facile, non siamo nelle condizioni giuste per fare cose strabilianti. Prendiamoci il buono, perché si deve ricostruire dal buono nel futuro prossimo, quando si ripartirà l'anno scorso. È sempre importante chiudere bene, vedete come chiude alla fine il Napoli. Non voglio tornare troppo indietro, ma chiudere bene con Gattuso fu il modo di Spalletti per legare con il gruppo. Dice: avete fatto delle cose buone, senza buttare tutto a mare, e adesso cerchiamo di metterci del nuovo, e speriamo insomma che chiunque arriverà l'anno prossimo abbia le spalle larghe, molto larghe, perché dovrà fare quello e quello. Non è facile, non è assolutamente facile. Allora ringrazio amico Giorgiano, io non riesco a leggere il tuo nome, ma ovviamente bandiere Giorgiane. Hello, how you doing? è tutto molto bello quando Kvara segna. Un abbraccio forte da Diego, e ricordiamolo, mio fratello si chiama Kvicha Kvaratskhelia. Eccolo là, è arrivato anche Diego a sottolineare il tuo messaggio. Meno male, meno male. Qua si è visto il colpo di chi. È partito Francesco Perone, adesso ti ascolto. E mi pare che sia proprio un messaggio, perché ci ha salvato, credo di capire. Oggi ci ha salvato la giocata del campione, la giocata di Kvicha Kvaratskhelia, che probabilmente noi non meritiamo, perché sta sempre in dubbio secondo i tifosi che seguono questa squadra. Magari se andassi in un Manchester City, in un Real Madrid, chissà, un pallone d'oro fra qualche anno, anche se la concorrenza c'è, dunque è difficile. Comunque Lindstrom, che entra al 60° minuto dopo le dichiarazioni di ADL, strano, molto strano. È un tema. Vincenzo, è un tema ovviamente anche Lindstrom. Vedi come trasa Raspadori, perché sappiamo che in tutto
il percorso post Spalletti, il diktat di ADL era 4-3 e deve giocare Raspadori, e già in queste due cose è difficile inserire Raspadori, che trova probabilmente la sua migliore posizione da seconda punta, insomma da punta centrale, un po' anche arretrata, che può scambiare, però trovare posto poi nel 4-3 con Osimhen, quando c'hai Simeone vice Osimhen, è difficile per Raspadori, quindi da lì partono un pochino di equivoci di cui è stato vittima Garcia, di cui può essere vittima Mazzarri. Bene che abbia capito che Lindstrom, se lo vuoi sfruttare, arriva così, e probabilmente anche da parte della società sarà arrivato il consiglio, visto che Mazzarri non è che si gioca la sua permanenza, sta dando una mano, il consiglio di utilizzarlo, se lo vuoi utilizzare nei momenti di difficoltà. Probabilmente non partirà mai titolare, però se lo metti in condizione tra le linee, ecco il tra le linee che funziona Lindstrom, perché c'ha lo spunto, c'ha la testa alta. Se lo metti a fare la difesa 5-3-1-1, Lindstrom lo perdi. Se lo metti a destra a tutta fascia, Lindstrom lo perdi. In questo modo, secondo me, può tranquillamente rendere. So happy for Lindstrom. He needed this. He needed this and we needed that. We needed him to do that. Veramente importante. I 2 gol sono partiti da Mazzocchi. Sì, ne abbiamo parlato. Ovviamente, ragazzi, se ci sono dei messaggi che io individuo e leggo sott'occhio, però sono cose di cui già abbiamo parlato, qualcuno si collega strada facendo, voi vi recuperate la live, no? E troverete anche dei commenti su cose che scrivete adesso che magari già ho detto, e quindi non voglio ripetermi. Per quelli che ci sono sempre, chi c'è sempre, per esempio Valentina, non posso seguire tutto, vi recupero. Tolto Kvara, possiamo dire JJ migliore in campo? Penso di sì. Abbiamo tirato più in porta nei primi 15 minuti che nelle precedenti 4 partite. Che fatica, è proprio così. Infatti il primo tempo, metà, diciamo onestamente, del primo tempo bene. Non lo abbiamo ancora detto, il rigore su Kvara mi sembra nettissimo. Mettiamolo lì tra le cose che succedono nel calcio. A forbice non prende il pallone, lo prende dopo il pallone, dopo che ti ha già sforbiciato sulle gambe. Vabbè, pigliamoci anche questa cosa, perché poi esistono le partite bloccate dove la squadra avversaria fa muro e giocano per lo 0-0, e certe partite, quante partite ha sbloccato così l'Inter, quante partite sblocca così la Juve, il Milan. Fa parte del calcio. Se poi tu parti con l'handicap che i rigori a te non te li danno, il Napoli è costretto a fare qualcosa in più. Teniamolo presente nel racconto della partita e delle partite, perché così è difficile. E io ve l'ho detto a dicembre: attenzione, visti i chiari di luna, attenzione anche agli arbitraggi, perché ne vedremo delle belle. E ne stiamo vedendo delle belle, perché l'annata Ancelotti-Gattuso non ce la dobbiamo mai dimenticare. Dava malissimo il Napoli, tutto giusto, tutta colpa nostra, però è un hashtag lungo, no? Hashtag tutta colpa nostra, però si può dire, si può scrivere e si capisce cosa intendiamo. Giorgio Me, stasera Mastro Lindstrom era concentrato a Livorno, perché poi Giorgio è sempre di grande livello, Mastro Lindstrom, ed era concentrato perché era veramente entrato bene in partita. E vi ripeto, io mi aspetto, questo è un amico giorgiano che c'è sia il nome in giorgiano che può essere Beso. Io da Lindstrom me lo aspetto il passaggio, quello filtrante che poi porta Mazzocchi al tiro parato, di quelle cose là me le aspetto. Mi aspetto meno, perché ce l'ha fatto vedere di meno, la fase difensiva. E quando Lindstrom fa quel fallo, per me è una cosa positiva, perché vuol dire che sei dentro la partita, non hai mollato e hai capito che specialmente con Mazzarri, per ritagliarti più minuti servirà anche quell'altra fase di gioco nella scatola della partita, perché noi dobbiamo prenderci le cose nella scatola della partita, ci dobbiamo mettere tutta una serie di cose e ci devi mettere anche la rincorsa dell'avversario
lo spendere un cartellino giallo quando lo devi spendere, altrimenti non si fa. E il calcio è troppe cose insieme. Se tu fai solo una fase, troverai degli avversari che ti metteranno in difficoltà. Si è capito quanto manca la qualità in mezzo al campo, Raiki, è proprio così, perché si è visto che per fare qualcosina in più, per scardinare specialmente difese così, che ti aspettano senza fare tanto nemmeno in contropiede, o metti una superiorità, cioè togli un difensore, ma veramente non per metterne un altro a 5, veramente passi a 3 per attaccare con più effettivi, per creare lo scompiglio, oppure ti serve qualità. E lì è chiaro, l'idea, quando pensi alla qualità pensi a Zielinski. Oramai Zielinski è un caso che ci porteremo dietro per tutto il finale di stagione. Non lo so se è una scelta della società l'affaticamento muscolare, se è una scelta del ragazzo l'affaticamento muscolare, se è vero, se non è vero, se Zielinski recupererà e ci darà il suo contributo, se Mazzarri avrà intenzione di schierarlo o meno. È difficile rinunciare alla qualità di Zielinski. Mettiamoci dentro che ultimamente le sue prestazioni non erano state eccelse. Vi ricordate? Ma che fai, che non tirava proprio, e ti metti le mani nei capelli e dici magari non lo vuoi fare. Oggi l'ha fatto uguale Di Lorenzo, aveva tutto lo specchio della porta e ha tentato di fare un passaggio in più, un cross in più, tira un po', tirate. Mazzarri ha detto tirate da fuori aria, ma tirate anche da dentro l'aria, ci stavate arrivando col pallone in porta, tirate, tira, poi devi costringere Montipò, come Montipò ha fatto, perché ha fatto diverse parate. E ringrazio Kvara, vedi Mario, oh che meraviglia, proposta alla società, assumi Valerio come consulente, il rappresentante dei tifosi del Napoli, quelli veri. Mario, prima di tutto io ti ringrazio tantissimo per la tua generosità e per il tuo supporto. È un ruolo che non potrei fare, perché il tifoso del Napoli è vario e variegato e io ho le mie idee, non riesco ad essere, cerco di essere il più equilibrato possibile, però ho le mie idee e non tutti saranno d'accordo con le mie idee, quindi è impossibile individuare uno che possa rappresentare tutto il pensiero dei tifosi. Quello che potrei fare io è dare voce a quei tifosi che magari hanno meno possibilità di farsi sentire, quelli là che sono all'estero, quelli là che non possono andare allo stadio, perché molto spesso i tifosi hanno la possibilità di telefonare nelle trasmissioni, di fare uno sfogo a fine partita ai microfoni delle varie radio, delle varie televisioni. Noi che siamo all'estero questa possibilità non ce l'abbiamo, e quindi posso raccogliere idealmente quelli che sono i sentimenti dei tifosi all'estero e le problematiche di un tifoso che magari, ecco, non siamo 83 milioni probabilmente di tifosi, magari simpatizzanti sì, perché ci sono napoletani nel mondo, magari non siamo 83 milioni di tifosi, ma ce ne sarà 1, 2, 3, 4 milioni, voglio essere largo, di gente che appena comincia la stagione, dove sta il merchandising del nuovo del Napoli, compro tutto, perché poi molto spesso chi è all'estero ha anche un po' più di possibilità economiche, quelli che io non capisco la vision, è lì che io mi chiedo, ma non vuoi vedere che stai perdendo un'occasione anche di guadagno, che stai perdendo un'occasione di fatturato, se fai arrivare le magliette nei negozi? Purtroppo la gestione, l'autoproduzione senza un brand importante dietro che distribuisce, come potrebbe essere Nike, Adidas o Puma, ti mette in difficoltà, e quindi il Napoli che deve fare tutto da solo non aiuta. Non aiuta. Arriviamo a 500 like, che siamo in tanti, poi ci sarà il derby d'Italia, il derby delle sorelle, delle sorellastre. Frattempo, tra un minuto comincia Atalanta-Lazio e dobbiamo sperare in un pareggio, perché è bene che perdano 2 punti entrambe, poi vedremo chi reggerà più a lungo. Carlo, io ti ringrazio, stavo leggendo altri commenti. Ripeto sempre quello che dico, sono intuizioni. Io adoro l'analisi del calcio, ho cominciato ascoltando tra i vari giornalisti, insomma quelli che
si vede che hanno un pochino più di chilometri di campo nell'analisi, sì, come Paolo Del Genio. Poi sono tutte intuizioni. Se cominci a farlo giorno per giorno, qualche cosa la vedi e la capisci senza dover studiare i libri. Poi l'approfondimento lo fai guardandoti più partite, guardandoti altri allenatori, guardandoti intorno. Vi ringrazio, non posso dirvi altro. Il mio obiettivo è non dirvi stupidaggini, dirvi cose che vedo e di non dirvi stupidaggini. Il giorno che vi dico stupidaggini chiedo scusa. Finora penso di aver detto cose che sono successe, insomma. Lobo un po' stanco, un paio di cappellate pericolose le ha fatte, ma il suo campo è fuori rosa. Sì, vabbè, tu dici se il cambio è fuori rosa parli di Demme, ovviamente. Peccato anche lì, peccato perché Demme stava facendo vedere delle cose non male. Il Napoli ha scelto di andare sul mercato prendendo Dendoncker, che insomma io quando l'ho chiamato Legnonker è perché deve fare legna, non perché me la prendo con il ragazzo. Non ha quelle caratteristiche lì. Demme nel suo piccolo ce le ha. Hai ragione, è peccato. Lì è chiedersi se si poteva fare diversamente, se si poteva gestire diversamente anche Demme. Veramente alcune cose non si spiegano bene. Vincenzo, secondo me oggi è stata palese la dimostrazione che Mazzarri non dà il nulla con il 4-3. A questo punto non converrebbe fare sempre il 3-5-2 visto che l'ha fatto per anni e sa cosa fare. L'ho detto in varie fasi quando Mazzarri ci diceva no, io faccio solo il 4-3, sono venuto per fare il 4-3, mi piace fare il 4-3 perché giustamente doveva tenersi il posto e quelli sono stati i presupposti con cui si è fatto scegliere da ADL. Io ho detto fai le cose tue che sai fare meglio, che forse risulti anche più credibile in sede di spogliatoio, però il 3-5-2 si può fare in modi molto diversi. Vedi il 3-5-2 dell'Inter, guarda quanti gol che fanno, guarda quanta gente portano in aria, come escono dalla difesa. C'è modo e modo di farli. Se li fai come ha fatto Mazzarri nell'ultimo periodo, non crei nulla, e siamo arrivati all'esempio della Lazio, dove sì, avevamo delle defezioni, mancavano dei giocatori, però zero tiri in porta non succedeva da 12 anni. E quindi lo puoi fare il 3-5-2 sicuramente, se però crei i presupposti e convinci i ragazzi a non essere pavidi, perché se poi sei pavido, se manchi di coraggio, ti abbassi sempre di più, allontani i giocatori pericolosi che devono fare 50-60 metri di campo e non creiamo presupposti. Al di là del 4-3, al di là del 3-5-2, per esempio oggi è piaciuto di più il 4-2-3-1, no? Con giocatori più tra le linee che possono inventarsi la giocata. Al di là dei numeretti che vedrete che poi contano poco, mettere i giocatori in condizione, non snaturarli troppo e dargli anche input di vai, proviamoci, non vi preoccupate, se prendiamo anche contropiede non fa niente, non possono segnarci sempre al primo contropiede, come abbiamo visto è capitato, no? Abbiamo rischiato qualcosina nel primo tempo, però non ci hanno segnato subito. Dipende molto anche dalla qualità dell'avversario. Secondo te il Milan tornerà iperdifensivo o oserà offendere? Sarà il... Vedi, potrebbe uscire la partita con la Lazio, perché vi ricordate, no? Che Sarri, il Sarri della Lazio è molto diverso dal Sarri del Napoli, e quindi mentre ti aspetti grande proposizione di gioco, Sarri le ultime partite dove ci ha messo in difficoltà era attesa e contropiede, e un po' alla fine se tu rinunci al pallone gliela ridai e quindi devono fare loro. Potrebbe succedere la stessa cosa. Anche il Milan è stato sempre molto accorto negli ultimi anni contro di noi, perché sa quali sono le sue armi e sa qual era il nostro punto debole. Se ti scopri troppo ci possono far male con i loro velocisti. Potrebbe essere un'altra partita da potenziale 0-0 dove poi le individualità avranno la meglio, chi sbaglia di meno, chi ha l'intuizione giusta. Non prevedo una partita bellissima, speriamo insomma di cavarne un ragno dal buco. Gol di Ingonce non è gol suo ma è autorete del difensore. Vincenzo, questo è un tema anche a livello di fantacalcio, perché di solito quando è un tiro diretto verso la porta
la Lega ha sempre deciso e ha sempre assegnato il gol a chi tira, e se poi c'è una deviazione anche clamorosa che indirizza il gol verso la porta, di solito si è sempre dato il gol all'attaccante. Mi pare che non si sia fatto con il gol di Zirkzee ieri, cioè il tiro di Zirkzee si vedeva che andava fuori, la deviazione è importante e pare abbiano dato autogol. Questa sarebbe una novità assoluta. Se questo è l'andazzo che vogliono far valere, devi tirare le proiezioni, devi vedere, diventa un pochino più arbitrario, decide, vabbè, ma quello si vede chiaramente, e lo so, ma che ne sai? Una refola di vento, la palla sta andando, prende un effetto e entra in porta lo stesso, non lo puoi sapere. Quindi per me era più logico, quando comunque si vede che è un tiro in porta, di premiare l'attaccante che ha fatto il tiro. Se daranno l'autorità del difensore, peccato per chi ha Gian Gonge in squadra. Anche per Guido, comunque in Italia da 5 minuti e parla italiano, a differenza di Osimhen, importerà solo a noi, ma secondo me farti capire dai tuoi tifosi non mi pare una fesseria. Non è una fesseria per i tuoi tifosi, non è una fesseria per gli allenatori che non sono aggiornatissimi con le lingue. Ricordiamo che Osimhen ha un inglese anche tutto suo, perché ovviamente è un inglese pieno di slang della sua nazione, non è facile, io che parlo inglese tutti i giorni, non mi risulta facilissimo capire Osimhen, quindi lì è chiaro che fa più piacere quando si vede gente un po' più addentro quello che è anche la cultura del paese dove stai giocando. Si vede che sei più... Io se non sbaglio, ho letto dei commenti, insomma, di tifosi turchi che dicono che Mertens già parla turco in un certo modo, che già si fa capire e capisce. E all'interno di ognuno di noi che poi c'è la voglia di farlo, la voglia di imparare cose nuove, al di là del calcio, al di là del rapporto con i tifosi. È una scelta personale che secondo me più impari meglio è per la tua vita in futuro. Ci sono certi commentatori che poi io mi trovo a Paramount Plus che hanno un inglese tutto da ridere, onestamente, però quel poco che sanno gli ha garantito anche, sono ex giocatori, insomma, italiani, che hanno garantito anche un futuro da commentatore sportivo, perché no? Però avranno altre priorità e andiamo a vedere. Ciao Vale, per me, a parte di campo, la differenza tra Collina e Meretta soprattutto di carattere. Oggi avete visto? Sì, ho visto, gli è proprio scoppiata la vena a Gollini. Mi sa che in quel frangente se la stava prendendo con Goncio che non era rientrato. Mi dà la tentazione di nella mia area comando io. Sì, è vero, è una sensazione che dà anche a me. Non posso far finta di niente. Mazzarri si è salvato con la giocata del singolo, giochiamo a tratti, ci sono degli sprint di qualcuno, ma molta gente cammina in campo. Anghissà non ne posto più, è contento per Gozzi. Lo so, Anghissà, ragazzi, esattamente ha fatto la partita di Anghissà. Che purtroppo è fatta di queste pause. Ci sono dei momenti in cui è dominante, si prende il pallone 3 o 4 addosso, non gliela tolgono, e altre volte dove sembra un po' svogliato, sembra un po' non metterci il piede. Anghissà, l'abbiamo capito perché ha girato tutta Europa, si è fatto tutti e 5 campionati e alla fine, arrivato in Inghilterra, comunque ci hanno rinunciato tranquillamente. Anghissà ce l'hanno dato in prestito, il riscatto era a 15 milioni. Evidentemente avevano già intravisto un giocatore da grandissime potenzialità che però non ti dà una continuità in campo da top player, perché se fosse con i mezzi fisici che ha, con i mezzi tecnici che ha, se fosse continuo Anghissà lo vedresti al Barcellona, lo vedresti al Manchester City, e invece purtroppo ci dobbiamo prendere il meglio e sperare che siano più i momenti in cui è dentro la partita che quelli in cui è fuori. Purtroppo questo è, il Napoli lo sappia, è lì che tu devi partire. Sì, questo è titolare inamovibile, devi avere subito uno che lo può sostituire. Al momento quello che lo può sostituire è Cajuste, ovviamente se lo devi già utilizzare al posto di Zielinski nella formazione iniziale non ce l'hai. Tendonk, tutto da vedere e da capire. È lì che poi devi intervenire per migliorare la squadra, e se questo significa, no, se tu resti ancorato a quegli 11 che hanno overperformato l'anno scorso, eri convinto, vabbè, ma tanto questi qua hanno vinto tutto, ma ti stacco, come dice qui,
E lì no, non devi essere troppo ottimista, devi essere pessimista in sede di calciomercato e pensare: se questo non va bene e se chissà sono più le partite in cui è svogliato invece di quelle che è dominante, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere una soluzione. Lì sono i dettagli che fanno la stagione vincente o quella perdente. Hanno tolto il gol a Angoncia, hanno dato gol, quindi questa è una novità che stanno facendo. Vabbè, non bello onestamente. Bravi tutti per la vittoria, ma oltre a tutte le difficoltà che ci sono e che conosciamo, vorrei soffermarmi sui calci piazzati in favore e non, che in quest'anno sono inguardabili. Era uno dei punti di forza del Napoli. Se non sbaglio l'anno scorso avevamo un record, insomma eravamo quelli che avevano segnato di più su calcio piazzato o simili, e soffrivamo pochissimo sui calci piazzati contro, cioè i calci d'angolo degli avversari, soffrivamo veramente poco. Questa è una cosa su cui si dovrebbe lavorare. Peccato perdere anche quello. Ovviamente serve il tempo per farlo, serve la conoscenza, serve essersi anche a trovare delle soluzioni quando ti sgamano certe cose, e lì vediamo. Non penso sia questa la stagione in cui c'è tempo anche di lavorare su questo, onestamente. Guai a chi dice bella partita, che sofferenza. Partita sicuramente di sofferenza. Di bello c'è il gol di Kvara, di bello c'è il risultato, di bello stava al VAR. Fatemelo dire. E beh, perché funziona, di bello stava al VAR e non ha chiamato nessuno. Si soffre, si deve soffrire, non c'è dubbio. Voglio 11 GG in campo, sangue azzurro fluido nelle vene. Grazie amico Abele. Sì, GG avrà dei limiti, però se la sta, ecco, lui è continuo nella sua prestazione, non esce mai dalla partita, e questo è importante. Ancora Mazzarri, restano 16 finali. Il problema è questo, caro Vincenzo: se sono l'unico insieme a Guido a ripetere certi concetti, noi siamo 21.000, è un numero bellissimo, però siamo pochi e non lo so quanti video si vede Mazzarri e quanti video si vede De Laurentiis e Lombardo. Credo che siamo ancora troppo piccini per cambiare, per togliere dalla mentalità di chi racconta il calcio e di conseguenza dei tifosi che ascoltano certe frasi fatte che non hanno senso e che non hanno mai portato un beneficio a nessuno. 16 finali, ma tu ti rendi conto, se pure fosse la pressione di fare 16 finali, non le vinci tutte, e non è bello, non è nemmeno utile dare pressione ai ragazzi. 16 finali, devi vincere 16 finali. E poi l'ho spiegato bene che le finali sono una cosa, c'è una pressione del pubblico, una finale ti porta un trofeo, quando vinci il trofeo scarichi mentalmente, puoi dare tutto perché scarichi. Adesso se scarichi col Milan prendi 5 gol, la finale non prevede diffidati, la finale non prevede che poi se prendi un giallo poi non giochi la prossima. Esiste la prossima, esistono gli infortuni, esistono delle cose che nelle finali non si considerano, e nel campionato che abbiamo appena cominciato, il girone di ritorno, esistono. Quindi purtroppo è un processo lungo e non è detto nemmeno che tutti ci arriveranno, perché anche ex giocatori, anche i giocatori così, oramai parlano con le frasi fatte del calcio e non li smuovi. Purtroppo è difficile, è una cosa alla volta, ci proviamo, però è molto difficile. Allora, la cometa Kvara, che bel gol, si vedeva proprio da quando ha caricato il destro che era proprio gol, come quando segnò con il Monza, che era allo stadio, proprio si vede quando il gol, quando la palla si alza il giusto, si allarga il giusto per entrare. Pure questa, Allegri non ha insegnato nulla sulle finali, non conviene, non è il massimo. Lo chiamavano anche, chissà, che non lo sai se segni o me. Paradisiaco. Non vedo bene Raspadori. Oggi per esempio Raspadori non è colpa sua, perché è entrato al posto di Simeone e gli hanno tirato tante palle alte addosso. È anche logico, insomma, a un certo punto si è sentito nei microfoni, no? C'era il rinvio da parte di Gollini e dovevamo, la richiesta era palla addosso a Angonci, palla addosso a Dendoncker, non il ragazzo del Verona, il centrocampista, così non diciamo i nomi. Il calcio
di rinvio deve andare su quello che è un pochino più portato fisicamente per fare un colpo di testa. Purtroppo alcuni di questi rinvii sono finiti in zona raspadori, che per quanto possa essere tosto fisicamente è piccirillo, e non possiamo aspettarci che faccia la lotta di testa così. Molte palle sono state anche buttate su Simeone. In questo il Napoli deve crescere anche parecchio, però in questo momento non abbiamo il coraggio di ripartire da dietro con un'azione manovrata, con qualità, superare gli avversari con un paio di dribbli o di 1-2 e arrivare in avanti. Adesso c'è un pochino più di buttala là, poi vediamo se attacchiamo la seconda palla, cerchiamo di non perderla. Maurizio, ti vedo proprio tutto arancione, fammi vedere se esce pure la cosa, ma nel frattempo ti leggo. Le ultime rare vittorie del Napoli sono state di una sofferenza allucinante. Spero sia stata l'ultima sofferenza per questa stagione, anche se dubito di ciò. Auguri per la tua bambola. Grazie mille Maurizio, sei sempre carinissimo e condivido la sofferenza. Noi siamo qui per questo. Siamo qui nella cosiddetta, eccolo qua, è uscito, nella cosiddetta anche terapia di gruppo, però terapia di gruppo un po' più facile quando possiamo condividere almeno la vittoria, poi la sofferenza la condividiamo anche quella. E grazie infinite. Mi sa che stanno aumentando a dismisura i vocali e voglio dare soddisfazione a tutti gli amici abbonati. Vincenzone, ti metto un pochino più veloce perché so che ti prendi delle pause. Dai. Sì, che dire, il Napoli ha vinto, anche se non l'ho vista la partita, no, mi fa piacere che ha vinto. Certo. Io comunque ADL non è il mio presidente. Io se devo dire qualcosa parlo sempre col voi, ma non col noi. Questo voglio dire. Detto questo, la partita 2-1. Ma che cacchio, non riusciamo manco a vincere con una squadra che ha cambiato 15 giocatori. Sì, alla fine, aspetta, adesso ascolto anche Davide. Sì, alla fine abbiamo vinto, non abbiamo stravinto. Lo stravincere non fa parte di questa stagione, quindi ci teniamo il risultato positivo che ti porta 3 punti. Poi per la soddisfazione di una grande prestazione andiamo più in là. Un ottimo Napoli, secondo me, un po' timoroso all'inizio di tirare in porta, poi quando ha visto il lupo è andato sotto, si è svegliato, ma ho visto sprazzi di buon Napoli contro un Verona che tutti dicono che è scarsissimo ed è in difficoltà, ma nelle ultime partite dicono il contrario. Sappiamo come ha vinto l'Inter, come ha vinto la Roma e contro l'Empoli, mi sembra. Quindi andiamo avanti così, che portiamo a casa un ottimo risultato quest'anno, se si continua con questa mentalità. Davide, la mentalità di avere la palla sicuramente sì, la mentalità di essere propositivi e di non aspettare l'avversario sicuramente sì, la qualità, quello che chiedo alla squadra, un po' più di qualità, perché oggi col Verona ce l'hai fatta con la qualità di un singolo e col fatto che loro qualche occasione che hanno avuto l'hanno sprecata. È chiaro, tutte le altre squadre avranno le loro difficoltà con le squadre piccole, però questa è anche la classifica. Se non batti il Verona sei al minimo storico, e già abbiamo perso delle occasioni con l'Empoli, insomma non scherziamo, quindi bene così. Gol di Pasalic nel frattempo mi fate sapere, giustamente, e andiamo a vedere. Quindi l'Atalanta è in vantaggio sulla Lazio, sicura l'Atalanta, cioè non Atalanta, però sì, la Lazio perché la Lazio aveva vinto le ultime 4 partite, così e così, non benissimo, perché fa bene Davide a ricordare come hanno vinto le altre. Se andiamo a vedere le ultime partite che la Lazio aveva vinto, non aveva stradominato e si vede che non era una forma straordinaria, che Napoli poteva osare qualcosina di più. E vabbè, Kvara ha meno un gol da Osimhen, il che ti dice 2 cose: che se Kvara effettivamente non stava segnando quanto l'anno scorso, vero, però significa anche che Osimhen, che stava facendo il suo campionato, lo perdi per troppe partite, e quindi ci dovevi ragionare anche su quello. Piano piano stanno arrivando più o meno allo stesso livello,
E mo che torna, insomma, sì, me ne deve ricominciare a macinare chilometri e gol, anche per farsi vedere, perché abbiamo deciso che se ne da io, tutti quanti lo dicono e lo sanno che il rinnovo di contratto è stato fittizio, formale, va benissimo. Vediamo se già esiste una squadra che ha messo i soldi della clausola a terra, oppure se stai ancora lavorando per convincere una squadra più grande, un top club veramente. Se l'idea è solamente andare in Premier, una squadra che spende quei soldi forse la trovi pure, però è la squadra che vuoi tu? Lì lo capiremo. Allora, Marco Leone, negli highlights mi hanno detto di mettere un ipotetico fallo di rigore per il Verona. A te l'hanno detto, ma cioè, sei tu che ti occupi degli highlights? Credo, però ti posso dire di cosa si tratta, perché Di Lorenzo ha rischiato, diciamo tutte le cose. C'è stato un momento, c'è stato un cross pericoloso, Di Lorenzo si è allacciato un po' con i piedi con un avversario, non mi ricordo chi fosse l'avversario che poi è caduto. Di Lorenzo posso dire tranquillamente che ha rischiato e che alcune volte quelle robe si chiamano, perché lui sta provando a saltare il giocatore del Verona. Di Lorenzo, c'è un po' di casino in aria, cadono tutti e due. È chiaro che se non dai quello di Kvara non possiamo nemmeno avvicinarci al monitor. Per quanto riguarda questo, che è un po' casuale, stanno cercando di saltare tutti e due, però ha rischiato, ci può stare nella logica. Atalanta 3-4-1-2, segna con 0 attaccanti di ruolo. Sì, perché sta facendo giocare De Ketelaere e Miranchuk davanti. Si fa girare la squadra no matter what. Allenatori di un certo calibro presi per un progetto progressista, poi non vincono, per carità. Vabbè, è chiaro, poi per vincere serve quel di più. Tra l'altro la situazione Gasperini è interessante da leggere anche per quanto riguarda il suo contratto, perché è uno dei nomi che ogni tanto esce. De Laurentiis ha scelto Gasperini. Vediamo, perché se non sbaglio Gasperini ha delle clausole all'interno del suo contratto dove lui prende dei bonus importantissimi per i giocatori che esplodono sotto la sua gestione e vengono rivenduti alla grande. E quindi Gasperini finisce per essere uno dei più pagati. Ora non conosco il contratto di Gasperini, ma ne ho sentito parlare molto spesso. E qualcuno parlava addirittura che prende 9 milioni all'anno per quello che è stato poi la cessione di Højlund al Manchester United. È un contratto che poi secondo voi si può riproporre con De Laurentiis? Cioè Gasperini dice sì, io vengo, però ho queste clausole, se ti faccio fare la super plusvalenza per un giocatore, per Popovic per esempio, metti Popovic sotto Gasperini, Lindstrom esplode sotto Gasperini, gli fai triplicare e poi ci devi dare il bonus a lui. La vedo complicata. Sono sempre più convinto che venga Klopp, è più facile. Allora, la classifica Guido, caro Abele, ti dico benvenuto sul canale, tra virgolette, nel senso che quelli che seguono da un paio d'anni hanno imparato anche un linguaggio in codice di quelli che seguono tutte le live e non si perdono neanche un minuto. La classifica Guido è una classifica ideale che va a comparare il girone d'andata con il girone di ritorno in maniera ovviamente asimmetrica, come lo è il campionato italiano. Quindi nella classifica Guido, che evidentemente qualcuno stava parlando, il Napoli fa +0 oggi, ha fatto +1 contro la Lazio, perché avevamo perso con la Lazio, avendo pareggiato fai +1, avendo già vinto con la Salernitana era +0, quindi il Napoli è a +1 in questo momento nella classifica Guido, perché stai aumentando di un punto la proiezione della tua classifica finale alla fine del girone di ritorno. È un modo di analizzare il calcio unico che abbiamo qui, grazie a Guido che ci dà una mano, ci dà qualche spunto anche per vedere il calcio in maniera un pochino diversa. Tutti quanti lo vedono sempre nello stesso modo, e invece è anche interessante, può piacere o no, può convincere o meno, però è anche interessante vedere qualcosina di diverso, anche perché tutte le altre analisi non sempre hanno portato a delle convinzioni che poi si sono rivelate vere.
con i metodi che utilizziamo qui, qualche cosa la notiamo un pochino prima e siamo meno sorpresi. Siamo meno sorpresi. Farei giocare Ngonge dall'inizio. Ngonge piace, Ngonge è inutile nasconderlo, è un giocatore che ha lo spunto, è andato dentro, si è fatto trovare al posto giusto, sicuramente è l'acquisto che più convince del mercato di gennaio, che ricordiamo è un mercato difficile, come ci ha detto anche De Laurentiis. Allora, se gennaio è un mercato difficile, perché ci hai detto risolviamo col mercato? Sapevi che era difficile, ti sei incastrato in situazioni difficili con Samardzic, con Perez, con i Pozzo. Vabbè, ma avete rotto i coglioni, ti do 18 milioni, poi è meglio che non te li do. Purtroppo, non solo il mercato di gennaio è difficile, ma è difficile anche se lo devi fare tu in prima persona, perché c'hai da fare, che devi andare a vedere i campi di Castellammare di Stabia, e allora tutto da solo non puoi fare. Presidente, delega, ti piace Meluso, ti convince Meluso, delega a Meluso, e poi se Meluso sbaglia te la prendi con Meluso. Vuoi fare tutto tu, hai messo una figura che poi non ha voce in capitolo, poi ti devi prendere le responsabilità e non ti devi risentire se qualcuno ti dice che Lindstrom non è alla destra. Non è colpa tua, non è competenza tua, non lo devi sapere tu. In Inghilterra è l'allenatore che individua, ci sono altre figure manageriali che danno una mano a fare da tramite. L'allenatore individua i giocatori che ti servono. L'hai imparato, l'avresti dovuto memorizzare anche quando hai avuto a che fare con Benitez, quando hai avuto a che fare con la coppia Giuntoli Spalletti. È meglio, e invece no, hai voluto fare un pochino quello che sparigliava, tanto faccio tutto bene io. Ti devi prendere le conseguenze di tutto questo. E quello che mi dispiace è che mentre tu hai detto tutti quanti ha chiesto scusa, presidente ha chiesto scusa, va benissimo che ha chiesto scusa, ma non ha cambiato, perché vicino alle scuse tu devi dire chiedo scusa, è responsabilità mia, adesso delego e faccio fare agli altri che hanno le competenze per scegliere i giocatori e lo faccio fare agli altri. Invece no, hai chiesto scusa, ma continui a fare il mercato tu. Di conseguenza tutto si rallenta, perché se fai tutto tu si rallenta tutto. Gennaio è corto, gennaio 31 con giugno e novembre, e purtroppo mi sembra evidente. Con tutta la stima e il cuore che ho per il ragazzo, ma Di Lorenzo sta venendo meno da diverse gare, in difesa soprattutto, ha bisogno di assolutamente di riposo per recuperare lucidità. G Paradiso, tu hai ragione. Non hai torto, e questo è il modo in cui noi analizziamo il calcio. Non siamo fissati, siamo innamorati con un giocatore. Se gioca bene, se gioca male, diciamo che gioca bene lo stesso. Siamo tutti innamoratissimi di Di Lorenzo, sta qua. Difficoltà, abbiamo preso Mazzocchi per far rifiatare Di Lorenzo? No. Abbiamo preso Mazzocchi che entra insieme a Di Lorenzo. Una volta Di Lorenzo fa il braccetto e Mazzocchi davanti a lui, una volta Mazzocchi entra a sinistra a posto di Mario Rui. Quando tornerà Oliveira vediamo come verrà utilizzato Mazzocchi, magari, e già lo vedo, nelle partite in cui tu sei in vantaggio, invece di entrare in Ngonge al posto di Politano entra Mazzocchi là. È chiaro? Non ci sta bisogno Ratzinger per capire che Mazzocchi diventa un punto di riferimento per Mazzarri quando deve apparare dei buchi o quando vuole essere un po' più difensivo, che stai cercando di portare la partita a casa. Mazzocchi nella difesa a 5, ma non è al posto di Di Lorenzo, che sia chiaro, perché se ci raccontano è arrivato Mazzocchi al posto di Zanò per far rifiatare Di Lorenzo è una balla, e le balle noi non ce le mangiamo, non ce le beviamo, è una balla. Quindi se tu ti fidi di Mazzocchi al posto di Lorenzo, benissimo, lo vediamo già contro il Milan. Non lo vedrai mai contro il Milan, anche se Di Lorenzo sta in una forma in discendendo, non si dice così, ma insomma in calando, ecco. Purtroppo è così. Allora, quello da 10 alla Paramount, non lo so cosa arriva. Juan Jesus è il dopo Kim, solo 3 volte in panchina per scelta tecnica, e questo è evidente che si è scelto. Poi ci devi aggiungere anche che Nathan ha avuto dei problemi, all'inizio di inserimento non ci si fidava, poi ha avuto l'infortunio, quindi vediamo se adesso che è stato recuperato Nathan diventa difficile togliere questo Juan Jesus dalla difesa, ve lo dico. Però io me lo immagino in un futuro
insieme, cioè se Mazzarri vuole ritornare alla difesa a 5 in alcune partite, ecco, io mi immagino Juan Jesus centrale con Nathan al suo fianco come braccetto sinistro e Rachmani a destra, che è una cosa logica perché Juan Jesus sta comandando un po' la difesa e questa è la logica, è così che è andata, cioè dopo Kim hai preso quello là di Belle Speranze che ovviamente aveva bisogno di un po' di tempo, poi ci avrà un futuro radioso Nathan, però aveva bisogno di un po' di tempo, non era subito pronto, potevi prenderlo prima, potevi prenderlo a giugno perché già lo sapevi. Purtroppo queste cose qua le registriamo e le sottolineiamo. Allora, vi abbraccio, vi bacio. Mi stavo perdendo Virgilio. Assolutamente no, grazie mille Virgilio. Psicologicamente una rimonta potrebbe essere più preziosa e avere più effetto positivo di una semplice vittoria. Vediamo, saluti dalla Germania. Sì, lascia il cuore, cioè il cuore Napoli che non si arrende mai. La rimonta sì, e ti dà anche, io per questo amo i 3 punti con cui si può lavorare meglio. Ebbene, ci sono 2 cose positive che mi prendo da questa partita. Prima di tutto l'impatto di Lindstrom, che è importante perché dà la voglia anche di quelli che stanno in panchina, posso avere lo stesso impatto che ha avuto Lindstrom in una partita difficile. Prima cosa. Seconda cosa, il fatto che comunque hai subito gol ti dovrebbe alzare il livello dell'attenzione, perché non volevo sentire che poi, vabbè, ma il Napoli la difesa l'ha aggiustata, non prendiamo più gol, non ne facciamo più, ma non prendiamo, perché la coperta corta dove la tiri. Bene, perché vuol dire che deve alzare il livello di attenzione, sui calci piazzati non esiste, però non c'è modulo che tenga, devi saltare più in alto, devi importi, e lì, se non ho visto male, è Mazzocchi che doveva saltare meglio. Quindi, e poi arrivare poi in rimonta vuol dire carattere, vuol dire che la prossima volta che vai in vantaggio puoi credere in te stesso, l'hai fatto una volta, l'abbiamo fatto altre volte, recuperare fu col Genova, fu col Milan, avere il carattere e avere la capacità di dire l'abbiamo fatto altre volte, lo possiamo fare ancora adesso, la prossima volta che andiamo e non ci arrendiamo che così deve andare la partita, questa l'abbiamo persa, che poi diventa un problema. Signori, i like a che livello? Devo dire che devo ascoltare un altro vocale, mi sa. Grazie Carlo. Io poi tra l'altro il mio onomastico è stato il 28 gennaio. Lo festeggio solo io. Mi sono dimenticato pure di dirvelo. Lo festeggio solo io San Valerio il 28 gennaio perché mi hanno spostato poi mi pare San Tommaso d'Aquino mi spostò. Allora, Armando Mattia, fammi subito recuperare. Vai Roberto, visto che non rispondo mai te ne vai dove vuoi tu, io li prendo a caso i messaggi, ma che volete da me? Vai, non ti preoccupare, ci vediamo la prossima volta. Eccolo qua, Armando Mattia Imperatore. Mazzarri oggi azzecca i cambi, un caso? Come vuoi che te la commento questa cosa? Non è un caso, è capitato, nel senso che la vuoi legare a quello che è stato il discorso in conferenza, la vuoi legare che è sbagliata la formazione iniziale, la vuoi legare che sono i cambi che potevi fare perché poi non c'era tanto altro in panchina, perché non aspettatevi subito Traoré pronto, adesso l'abbiamo recuperato, Mazzarri ci ha parlato di 20 minuti, quindi potevi scegliere di mettere Raspadori prima e Lindstrom dopo, adesso è uscito Lindstrom e per fortuna è andata bene. Quindi non lo so cosa intendi per un caso, se è un caso. Azzecca il mazzo. Esatto. Veramente fai... Oh, ma questo è bellissimo questa cosa. Marco Leone. No, ma parlare, mi devi scrivere in privato. A parte che tu sei pure abbonato, mi devi scrivere in privato. Ti devo dire io delle cose da mettere negli highlights. È bellissimo questa cosa. Lavora a Lissone, gli hanno detto di inserire il possibile rigore per Peperò. Vedi, amico, che dici non ti rispondo mai e me ne vado. Mi ero perso pure questo messaggio e per fortuna gli amici bellini che sanno i messaggi importanti che devono scrivere. È bellissima sta cosa, Marco Leo. E inseriscilo, noi non vogliamo nascondere niente. Inseriscila quella cosa là, mentre metti la highlights di Di Lorenzo che inciampa con l'avversario, così fai un piccolo frame... sai, quella cosa subliminale che attacca e stacca e rifai rivedere quello là di Kvar, lo fai rivedere di nuovo così
facciamo il paragone tra le due cose, se vi la volete lamentare di quello, lamentiamoci anche di quell'altro. È bello sto fatto. Grande Enzo che me l'hai scritto e grande Marco, dovete capirmi che sono troppi messaggi, vi voglio bene. Mazzarri post partita, Citizen Muff dice che Lindstrom ha fatto fatica dietro la punta, meglio sulla fascia, personalmente ho visto il contrario. Sono d'accordo con te. Ora lo dice un po' anche per dare soddisfazione a DL. Libertà per giocatori che sono tra virgolette dei numeri 10, cioè non li devi inquadrare e dare troppe il biliardino quei giocatori. Devono essere liberi di svariare, è lì che crei dei problemi agli avversari. Immagina tu che sei un braccetto o che sei un terzino, bello e buono, stai addosso a Kvara scappa, tu pensi di doverlo seguire, ti vedi passare Lindstrom che va in avanti e che fai? Vado un po' di là, vado un po' di qua. Questo è proprio quello che poi crea quella rumba di cui ci parlava Spalletti, e nemmeno Spalletti lo fece vedere tanto, anche perché poi il Napoli non aveva tanto bisogno di fare gli scambi continui di posizione, però quando si faceva si vedeva spesso, no? Anghissà che andava a finire nella zona di Zielinski per creare la superiorità, Lozano che veniva dietro e dava lo spazio poi a Di Lorenzo. E questo è il bello del calcio moderno, dove ognuno non ha una posizione fissa e si trova ad occupare lo spazio liberato dal compagno. È la cosa più bella. Quindi, fatto fatica dietro la prima punta, onestamente non me la sento di essere d'accordo con Mazzarri. Devono stare là entrambi, devono alternarsi, devono dare pochi punti di riferimento agli avversari. Ha cominciato dietro la prima punta, l'abbiamo visto anche a sinistra, vabbè. A sinistra però tutta la partita Mazzarri non gliela farà fare mai, perché tutta la partita significa anche fare tutto un tipo di lavoro da giocatore di fascia, perché non puoi lasciare poi Mario Rui da solo che gli arrivano due giocatori. Quindi questo, quando lui dice Lindstrom meglio sulla fascia, ci sta anche dicendo non lo farò partire tante volte da titolare se lo vede più da fascia, sempre nelle intuizioni, perché io non so niente. Quindi questo secondo me è l'intuizione da fare. Ma come ora che avevi letto il messaggio se ne aiuta, lo so, ognuno sceglie il proprio destini forti, caro Massimo. Io giocherei con Kvara fantasista dietro Simeone e Lindstrom alla sinistra. È quello che vi sto dicendo, devono stare tutti un po' liberi di trovarsi la posizione migliore. Va bene, funziona quando hai la qualità, funziona quando hai il pallino del gioco, funziona quando poi ti devi difendere, attenzione, quando avremo le squadre un pochino più forti. Tutto questo sarà un po' più difficile da considerare e dobbiamo poi lavorare sui punti deboli dell'avversario e apparare i punti deboli nostri. Quindi quando tu c'hai la pace, cioè quando c'hai le squadre più piccole che avrai tu il pallino del gioco e devi tu creare i presupposti, benissimo il 4-2-3-1, anzi molto meglio. È piaciuto di più il 4-2-3-1 con un fantasista in più che possa essere Lindstrom, che possa essere Kvara, libero di svariare come fa nella sua nazionale. E il calcio è bellissimo quando hai poi giocatori di qualità che la giocata la pensano prima degli altri. È entrato come mezzala, ci può stare per te Vale, considerando che difensivamente non copre nulla. Liberato, ne stiamo proprio parlando. Entra come mezzala nel senso che entra al posto di Cajuste, che era nella zona di Zielinski, ma ricordiamo sempre la posizione ibrida di questa mezzala sinistra del Napoli, come spesso è capitato anche a Raspadori di dover fare. Quando c'hai Lobotka e Anghissà che ti garantiscono un pochino più di copertura, quella mezzala lì deve essere un po' più libera di cercarsi lo spazio tra le linee e di accompagnare la prima punta, specialmente quando si tratta di fare il primo pressing dell'avversario. Questo lo ricordiamo con Gattuso e lo ricordiamo con Spalletti. Zielinski si affianca ad Osimhen, si affianca alla prima punta per dare fastidio alla costruzione della squadra avversaria. Ecco perché il 4-3-3 facile diventa 4-4-2, facile diventa 4-2-3-1 nella fase difensiva. Entra al posto suo, quindi il Napoli si cerca lui la posizione più giusta, è la mezzala più d'attacco che però finisce trequartista, dopodiché si scambia con Kvara. Kvara finisce mezzala? No, è proprio un 4-2-3-1 come logico. Allora, secondo me il modulo perfetto dei giocatori che Napoli 4-2-3-1 perché abbiamo trequartisti forti e un centrocampista in meno.
e ha proprio senso. E diamo anche il benvenuto a Homo Erectus. Amici bellini abbonati, ricordo a tutti voi, ne siete tantissimi, quindi io mi perdo anche con i nomi. Quello che potete fare quando siete abbonati, mi scrivete in privato sui social, su Instagram o direttamente su Telegram @ValerioFluido, così posso aggiungervi al gruppo dedicato agli abbonati, dove siamo 24 ore su 24 ad afferrarci no, a parlare di calcio con le nostre idee, anche con grande passione, e non ci si annoia mai, questo si può dire, non ci si annoia assolutamente mai con questa squadra e con questa situazione quest'anno. Angela, lo so, deve una chiagnere se ricordo il gioco di Spalletti. Ragazzi, tra l'altro, attenzione, comunicazione di servizio. Il 24 marzo viene l'Italia qua vicino. Io sto ragionando, io devo trovare il modo, non lo so se Marco Leone mi può aiutare, che conosce Paramount, che qualcuno, che se mandano a qualcuno, insomma, già a conoscere la Spalletti, cioè, mi devo portare o mi porto il coso Destino Forti, però Destini Forti, uomini forti, c'è sta Kvara, se mi porto lo striscione di Di Lorenzo, forse Di Lorenzo mi vede, insomma viene l'Italia contro l'Ecuador e io devo fare qualcosa di straordinario. Vi prego, pregate per me, se qualcuno conosce qualcuno della Lega, io devo andare a trovare la Serie A, datemi una mano e a già conoscere Spalletti, già fa l'intervista a Spalletti, in qualche modo lo faremo, i sogni sono desideri, quindi vediamo. Grazie Omo, ti aggiungo subito al gruppo appena finisce la live. Grazie mille. Il fallo di Kvara l'ho messo, hai fatto benissimo perché era evidente. Allora, mi è stato mandato vocale, Marelli ha detto che il rigore era netto anche per il Verona, oltre quello che è Kvara, ma gol di bello al VAR, ancora lui che quest'anno non è combinato, ho tremato. Assolutamente sì, caro Fabio. Vediamo di recuperare qualche altro messaggio. C'è Marco Tarantino. Buonasera amici bellini, comunque in generale un buon primo tempo, anche se nulla di aspetta, sta già bloccato Marco, perché ho paura che poi dove va, sei bellissima, ho paura che mi blocca, mi demonetizzano. Si sente troppo buona la canzone da sotto, ho paura. Però c'è pure il mi piace, ti voglio bene, non posso ascoltare, ho paura che demonetizzano la live. Comincia! Kvaratskhelia! Bravo. Mamma mia, quanto tempo me lo diceva, stesso gol del Monza dell'anno scorso, vero, identico, e io e te stavamo allo stadio. Vero. Comunque vale, mediocrità, semplicemente perché Caiusto non può dare la qualità che serve a questa squadra per servire comunque attaccanti forti, perché Napoli ha attaccanti forti. Lo bot che è strepitoso, sempre stratosferico, ma è cotto sia lui che Di Lorenzo, e le cose vanno dette. Speriamo non giochi più su Caiusto, perché Caiusto 3 mesi sono rimasti, e quindi visto che le 2 partite del Barcellona Zierischi gliel'hanno fatte saltare, speriamo che almeno in campionato venga utilizzato e che Mazzarri non faccia confusione con questi moduli tattici. Forza Napoli. Grazie Fabio. Adesso ascoltiamo anche Giuliano. Nel frattempo 2-0 De Catelare. Alfredo mi diceva che Marelli non ha detto che era netto. Benissimo, cioè insomma benissimo, 2-0 per l'Atalanta, non lo so se è benissimo, però tra Gasperini e Sarri non so cosa, per questo speravo in un pareggio. Quello che dice Fabio è giusto, sono d'accordo su tutto, lo capiremo se si vorrà ancora puntare su Zielinski, magari non da titolare inamovibile, ma in alcune partite dove magari lo vedi bene. Può essere che sia fuori fase, che abbia la testa altrove, è una cosa normale. Ci sono esempi di giocatori che in scadenza hanno fatto il loro lavoro, non solo per quelli che conosciamo noi della nostra squadra, ma è capitato a Donnarumma, lo stesso Çalhanoğlu, che sì, vengono in mente questi del Milan perché là è successo. Skriniar, qualcuno sta facendo il paragone con Skriniar è stato messo fuori, quindi perché il Napoli male e l'Inter bene? Skriniar era molto infortunato in quell'anno in cui poi fu messo fuori, quindi va analizzato bene. Lo capiremo con il prosieguo della stagione, se si vorrà utilizzare Zielinski o se si terrà quando finirà l'affaticamento muscolare, perché adesso è affaticato, sta male, quindi non lo posso mettere.
Lo vedremo. Eri bellissima. Se l'Inter stasera vince, per me la lotta a scudetto è finita. Certo che dà un bel segnale, dà un bel segnale sicuramente. Lazio, squadra allo sbaraglio, peggio di noi, avevamo tutte... sì, purtroppo Nicola, questo sembra... aumenta un pochino il rammarico per non averci nemmeno provato più di tanto. Ma quanto è forte Lobotka? Quando lo vedo giocare mi torna la fierezza, perché è splendido sapere la nostra squadra. Sono d'accordo, Cristian, su Lobotka nel finale registriamo qualche passaggio sbagliato, un po' di affanno. Contemporaneamente nella reaction mi sentirete dire che Lobotka è proprio giocatore di pallone, cioè anche nelle situazioni di palla sporca tende ad avere la calma, la freddezza mentale di metterla a terra, di capire qual è la giocata più giusta. Poi Wagliù sono 2 anni e mezzo che è praticamente perfetto, al limite della perfezione come percentuale di passaggi, come interdizione, perché sta facendo una doppia fase, e in questo Napoli di Mazzarri deve farla 2 volte la doppia fase, quando ti devi difendere e quando Anghissà non ti dà una grande mano. Caiusta in una zona un po' di nessuno, perché era la mezzala un po' più avanzata. Veramente difficile prendermela con Lobotka. Avrebbe bisogno di un turno di riposo di premio, non è di, sapete, di punizione perché ha sbagliato un paio di passaggi, ma proprio di premio per quello che ha potuto fare, per riprendere un po' di brillantezza. Vediamo cosa succederà. Sto dietro di 7 minuti e mezzo e vai avanti, non lo so, ma come dirtelo, se tra 7 minuti non lo so come dire. Allora, esatto, Lobotka non era diffidato. Segnaliamolo, vabbè, quelli che seguono sanno benissimo tutto, ovviamente Mario Rui non ci sarà con il Milan, poi ha preso il giallo Lobotka e ha preso il giallo Lindstrom in questa partita, quindi quello che era tutta la difesa diffidata possiamo confermare di Lorenzo, Rachmani, JJ. Per quanto riguarda Mario Rui, visto che non lo so se si potrà recuperare già Olivera, si può ipotizzare Nathan adattato a sinistra, non credo che sia più logico mettere Mazzocchi lì a sinistra, che è entrato comunque bene oggi e che quindi sicuramente credo di poterlo dire al 100% che Mazzarri gli darà l'occasione dall'inizio. Sì, credo proprio di sì, Anthony, parlavamo proprio di questo. Un abbraccio a Bele. Altrimenti si potrebbe pensare di mettere Lobotka, mezzala e Dendoncker al centro, almeno un po' di qualità per servire gli attaccanti. Secondo me Lobotka lo può fare, non lo so se Mazzarri ci pensa con il centrocampo a 3 di mettere Lobotka, mezzala. Sicuramente Dendoncker frangiflutti in mezzo al campo. Noi quando abbiamo visto gli highlights, Fabio ti ricorderai, la prima cosa che dice è che è arrivato il Berami per Mazzarri, che è una cosa che Mazzarri ci ha detto spesso parlando del passato. Sì, io mi giocavo a 3 ma poi mi mettevo a 4 quando dovevo recuperare le partite, toglievo un difensore, mettevo Berami davanti alla difesa. Perché? Perché sì, vuoi aggiungere più fasi d'attacco ma ti vuoi anche coprire per l'equilibrio, e non è una cosa sbagliata. Quindi Dendoncker somiglia a quel giocatore lì che deve fare legna, non ha grande qualità come non l'aveva Berami. Forse Berami è un po' più dinamico, non mi ricordo, però vabbè, rispetto a Dendoncker sono epoche diverse, va benissimo, quindi questa potrebbe essere una soluzione più a partita in corso secondo me, cioè con Dendoncker centrale a fare un po' di lotta in mezzo al campo. Non scherziamo, col Milan si deve tornare a 3 dietro, siamo un buco col 4-3-3. E Fernando, io penso che la tua idea verrà sposata da Mazzarri. Io non credo che affronteremo a 4-3-3 il Milan. Vediamo, si faranno i conti anche con i recuperi dei giocatori e quelli che non potrai utilizzare. È strano, abbiamo vinto, ma questa vittoria ha sapore agrodolce, non me lo so spiegare. Nick, non te lo sai spiegare perché abbiamo sofferto un pochino troppo e fa parte di questa stagione. Anche le vittorie, pensa a quella che è arrivata con la Salernitana all'ultimo secondo, insomma non sono state, ricordiamo le vittorie nette fatte all'andata con l'Udinese, con il Lecce, con lo stesso col Verona. Quel tempo è un po' passato, adesso è il tempo della lotta, della partita punto a punto, dove l'episodio è decisivo e molto spesso
per vincere bisogna... Se non cambia qualcosa è partito Giuliano. Vabbè, facciamolo sentire a Giuliano. Faccio entrare Guido e faccio partire questo vocale perché è partito e vuol dire che è partito. Guido, ascoltiamo il vocale insieme. Aspetta, ecco. Vocale. Non DS con poteri all'aggiuntoli, ci sta una struttura ben definita di competenze e facoltà. Io non penso che la stagione dell'anno prossimo sia, come dire, da leggere in maniera diversa rispetto a quella di quest'anno. Purtroppo questo personaggio vuole vivere di rendita perché ha portato il business a Napoli, perché ha fatto funzionare qualcosa che non aveva mai funzionato fin dai tempi di Maradona, in una realtà sociale, urbana, culturale che lascia il tempo che trova. Onestamente sono anche un po' stanco di questa narrativa denigratoria, che perché comunque Napoli è una città piena di difetti, però a far sì che questo personaggio viva campi di rendita per mezzo che ci ha portato uno scudetto a Napoli, onestamente io penso sia un po' esagerato. Grazie Giuliano, benvenuto Guido, poi questo rientrerà nei discorsi generali. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Col tuo permesso vorrei salutare tutti gli autolavaggi. Sì. Una settimana meravigliosa per me, fammelo dire, sportivamente una delle più carine degli ultimi mesi, molto tristi. Senza LeBron James e senza Anthony Davis, i Lakers che stanno prendendo 30 punti da chiunque, mortificazioni che per distacco pure a loro potremmo dire, vanno a giocare con i nemici di sempre a Boston Garden e sono primi in classifica nella loro division. Fanno una partita pazzesca, difensivamente mordono le caviglie a chiunque, il nostro play fa 7 su 10 da 3 anche da 3/4 di campo. E non contenti, vanno a rompere le scatole al mio amico Valerio Fluido da New York, perché vanno a giocare con il New York che non so se erano 7 o 9 partite di seguito che vinceva. Ritornano LeBron James e ritorna Anthony Davis che litiga con il cesto 4 su 10, però fa 18 rimbalzi, 4 stoppate, 2 di seguito, io me le vedo, e sbancano pure il Madison Square Garden e il Napoli di Mazzarri, una partita che adesso analizzeremo, mi vince ai minuti quasi finali con una perla, una pennellata, un gioiello di Kvicia. Io mi sono iscritto al partito da me fondato, liberiamo Kvicia da Napoli, cioè io lo voglio lontano da Napoli, per ora c'è un solo iscritto io però. Sì. No, penso che c'è un adepto che mi pare che è Francesco Perrone, anche lui con te. Quindi per me è una settimana meravigliosa, sbanco il Boston Garden, Madison Square Garden, vai Verona che però non battevamo da 3 stagioni, 2-0-0, 1-1, 1-1 e 0-0, pure Spallettone non è riuscita a battere per 2 anni di seguito, oltre che ovviamente Gattuso out. Che vuoi sapere della partita, Valerio? Chiedimi. Allora, il paragone tra il primo tempo benino, il secondo tempo dove qualcosina la stavamo rischiando, però poi con l'ingresso di Lindstrom con un pochino più di qualità, perché quello che ho detto, che ho sentito di dire, il Napoli sta avendo il panino del gioco, ma è mancato un po' di qualità a centrocampo. Per come l'ho vista io, settimana difficile, cerchiamo di avere un po' di calma e buon umore. 18 minuti buoni, diligenti, con un gran tiro di Kvaratskhelia, ha parlato bene. Stanno aumentando gli iscritti. No, io che non ho mai voluto fondare un partito, vedi un po'. Avrò più iscritti del mio canale, secondo me, per ovvie ragioni. Senti, ti dicevo, un secondo tiro pazzesco, perché tiri con il pallone che proviene dall'alto, è facile che spararla veramente sul secondo anello del San Paolo e fa una brutta figura. La tiene bassissima, un po' lento, strozzato, perché lui tirando di prima poteva togliere il tempo al portiere e anche se era sul suo palo non aggiungeva. Però poi il Napoli si addormenta con un Verona che è sembrato meno che modesto. Prego Valerio. Questo è Austin Reeves mostruoso, Guido. Sì, sta crescendo molto.
Considera che i Lakers sono noni, non faranno manco i playoff, dovranno fare i playout, quindi si vive, caro presidente, anche di soddisfazioni intermedie. Che non è bella sta cosa, perché io non seguo tanto gli altri sport, e poter ogni tanto toccare, qualcuno si piglia gol, siete fuori te, però poter toccare altri sport che comunque ci fanno avere una concezione un po' più ampia dello sport in generale, soprattutto perché anche quest'anno il Napoli Basket sta facendo delle cose interessanti e sta avendo... Sì, però io sono fortemente identitario, scusami questa parentesi, no? No. Perché io amo molto di più New York di Los Angeles. Però ovviamente non ho genitori newyorkesi o Los Angeles, ma napoletani. Anche se è stata proprio una chiamata del Signore essere tifoso del Napoli. Papà non mi diceva devi tifare il Napoli è buono, questi sono cattivi. È una cosa che uno ha sentito da dentro, e ho sentito da dentro, e poi vedevo giocare questa squadra che non vinceva. C'era la prima partita che ho visto dell'NBA, non erano anche i Los Angeles Lakers, il primo anno che trasmisero l'NBA in Italia, e Los Angeles non vinse Philadelphia, poi perse con Boston una finale e poi vinse, quindi neanche ti sei scelto la squadra che vinceva. Poi chiaro, ci fu il periodo dello Showtime, e sono sempre rimasto legato ai Lakers, e non hanno vinto tutti gli anni, d'altronde tranne Chicago e Los Angeles, eccezione fatta, se no ci sono i precisini alla Jalapesman che sono di una noia mortale per me, degli anni d'oro dei Boston che vincevano sempre, tolto i Boston i 1000 campionati di seguito, solo Los Angeles e Chicago hanno vinto 3 campionati di seguito. Poi nell'NBA manco il Golden State del grande Curry hanno vinto 3 campionati di seguito, quindi diciamo uno è rimasto tifoso. Non sono tifoso di Napoli Basket, per quanto simpatizzo tremendamente, perché io sono tifosissimo di Caserta, che non esiste più, è fallita, la Caserta degli Scugnizi, di Bojan Antanovic, di Glupchko, non solo di Nando Gentile, Esposito eccetera, quindi e te li segui. Purtroppo per me non esiste più Caserta, e quindi mi sono dirottato sulla Napoli Basket. Invece i Lakers rimangono tutta la vita, anche se quest'anno non vinceranno il titolo. Perché se tu sei veramente appassionato, più che tifoso, forse nel mio caso è più corretto parlare di una passione, perché non perdo il lume della ragione, come per esempio, ritornando a analizzare la partita di oggi, secondo tempo però abbiamo visto il Napoli abbassare il baricentro, il Verona alzarlo molto, acquistare fiducia, come per dire, probabilmente Maroni gli avrà detto guardate che questi sono deboli, la cosa di quest'anno, sì. Un tiro bello, molto pericoloso, perché era dentro lo specchio della porta, parato con non solo sicurezza e anche eleganza, ma la cosa che ci interessa molto è la sicurezza e l'efficacia di Gollini. Un paio di tiri di testa usciti poco, ma sembrava in controllo sul suo palo Gollini. Però il Verona male, nel senso male per noi, ha acquisito molto coraggio, molto campo, più di 35 metri di campo rispetto al primo tempo, e va, diciamo, non possiamo dire meritatamente, il gol lo ha cercato, poi è venuto su una casualità, su un calcio da fermo, tra spalla, testa, eccetera, all'angolino imparabile. Con Mazzocchi e un Listron disastrosi, perché non hanno trovato la mattonella. Poi, come se questo gol li avesse sbloccati, non solo hanno trovato la mattonella, proprio la zona del loro campo, ma hanno fatto delle giocate di qualità entrambi, e quindi sulla fascia però all'inizio non è proprio così, Guido, è proprio così, perché nella reaction io sto male, Mazzocchi la qualità, poi dopo cresce, quindi non è che uno è bloccato nella sua idea. Hanno trovato la zolla di campo, perché poi uno deve essere un po' più approfondito nell'analisi del caso. Subito blocchi, poi si dice vedi quanto è bravo, vabbè, ma il calcio è trovare la linea giusta e cambia tutto, no? Perciò Hamsik era tremendo, cioè devastante, e quando il Napoli aveva difficoltà, non riusciva a far uscire la squadra, cioè Hamsik era tagliato fuori dal gioco, diceva Hamsik scompare, un coniglio nelle partite importanti, discorso che poi vabbè, mettiamolo da parte. E il Napoli vince con voglia, di misura, con un gol chiaramente che non è un'azione del singolo, però ha dato un segnale importante, perché non si è, diciamo, scoraggiato, disunito. Molti elementi negativi. Con un'altra squadra, oggi abbiamo concesso 2 o 3 problemi anche nel primo tempo, ma loro veramente hanno sbagliato proprio l'idea, la concettuale dell'azione, anche per egoismo. Bisogna vedere se poi vedi l'Inter ci sarebbe stato più
più devastante. Si è vinto col Verona, avevamo vinto anche il girone di andata, quindi è 0 punti nella classifica Guido, non c'è da esultare. Siamo a +1, ricordiamolo, con il pareggio con la Lazio. Diciamo. Però c'è un Atalanta che per ora, senza considerare la partita di oggi che ancora non è conclusa, è +5. Vabbè, Inter e Juve non le guardiamo proprio perché sono mostruosamente, anche loro. La Juve è un +1, ma è un +1 pesante perché aveva 6 punti, ne ha fatti 7. Il Milan è +1. Sì, infatti. No, perché questo per sottolineare il secondo tempo del Verona, dove ci hanno concedere 1,18 al Verona è da sottolineare. Noi abbiamo fatto delle partite 0-12, abbiamo concesso. Sono tutte a più. Il Milan a +1 è un +1 pesante perché aveva fatto 9 punti, ne ha 10. La Roma è a +5, ne aveva fatto 1, ne ha 6, no? Diciamo, la Fiorentina a -3, io ti ho detto, secondo me è quella che scende. Il Bologna pure si sta mantenendo nella classifica Guido, quindi non stai recuperando ancora sulle altre. Quindi una partita, io ti definivo le partite in 3 fasce, poi è arrivato Spallettoni, non so se ci ascoltava, e addirittura li ha definite in 2 fasce. Ci sono partite da vincere e quindi non finali e scontri diretti. Quindi questa era una partita da vincere, non era una finale. Lo so che il partito di Valerio e Guido sono 2 contro il mondo, però è proprio concettualmente sbagliato questo qualunquismo finale, a parte che non ti danno una coppa, ma c'è proprio una preparazione psicologica, non solo, anche proprio di letteratura della partita, un prima e dopo, spettacoli e cose. Sicuramente hai un'attrattiva dei media diversa, c'è una copertura diversa, tranne quando ti mandano un certo tipo di arbitro e VAR alla Supercoppa di solito ti mandano un arbitro bravo. Qui non posso permettermi, anche gli sponsor reagiscono diversamente se hai 17 finali e non 17 partite dove non vuoi fare la conferenza. Poi ci torniamo perché è un argomento importante quello di ieri. Potete criticare, vi dico la mia, Valerio sui toni che ha usato, ma tristemente sulle parole no, che poi alcuni possono pure piacere, diciamo, dei toni più autentici, appassionati e non freddi, però poi ci torniamo. Quindi quella partita di oggi secondo me è questa. Gli ammoniti sono 3 perché anche Limston ha preso l'ammonizione, Lobo e Mario Rui, che come avrai sicuramente già fatto notare tu era diffidato. Noi siamo abbastanza precisi a segnalare le diffide, quindi salterà la sfida con importantissima, dove per la classifica Guido devi almeno pareggiare, no? Però devi cominciare a riprendere punti. Certo, dice, non è proprio dal Milan, però ricordate che noi abbiamo pareggiato, quindi ecco, io rispetto alla Lazio, dove ho detto dovevi vincere assolutamente, io col Milan a priori dico, se non perdi già mi sta un po' meglio, perché il Milan se n'è andato, quindi non è che stai lavorando contro il Milan, stai lavorando per non perdere punti rispetto al girone d'andata, per quanto riguarda proprio la partita col Milan. Secondo me per la lotta Champions una squadra per 2 ragioni è pericolosa, e in questo momento, non perché sta vincendo, è nettamente in vantaggio per l'Atalanta. Anche perché se devi far fuori il Napoli e se non c'è la Juve di mezzo, e la Juve va in cavalleria, è già in Champions da oggi, cioè quanto dovrebbe fare? Deve fare meno di un punto a partita da qui alla fine del campionato, cioè, è impensabile queste cose. Hanno già oltre 50 punti, diciamo che per serenità con 75 punti il quarto posto quest'anno della Champions ci va, devono fare 20 punti Inter e Juve nelle prossime 16 partite, insomma ragazzi stiamo parlando quasi poco più di un punto a partita, quindi possiamo già darle. È vero Andrea, questo purtroppo è veramente una lotta che è solamente di noi 3, cioè io, Guido e la community. Giulio Velasco non lo dice. Gli allenatori lo usano, ma purtroppo è così. Klopp non lo dice, per dire. Quindi non tutti gli allenatori, un certo tipo di allenatori. Ancelotti non lo dice. Eppure ne hanno fatte decine di finali. E proprio forse quelli che hanno fatto le vere finali non lo dicono perché sanno la differenza. Tra l'altro non la sto vedendo perché sto con voi e quindi poi vi chiederò una cortesia per questo sforzo, ma c'è un Arsenal-Liverpool che era da seguire, poi me la recupero, cioè partita che può consegnare il titolo al Manchester City. Perché poi tra i due litiganti.
Bene, Guido, qualcuno mi diceva la Zolla la deve indicare l'allenatore, visto che mi parlavi di capire dove trovarsi. Non stiamo criminalizzando nessuno, però era evidente che non avevano, usiamo questa metafora rispetto alla mattonella che si diceva cestisticamente parlando, e lo so, però perdi quell'equilibrio, quelle distanze, poteva esserci un giallo di Mazzocchi, come poteva esserci un rigore nel primo tempo su Kvicia, però sappiamo, cioè tu te la prendi con la Lega, la Federcalcio, la cosa, con i tifosi che non sanno. Presidente, quando vogliamo farci una chiacchierata, non siamo tutti ignoranti, e io continuo a invitarla pacificamente, perché non siamo tutti ignoranti, ne posso fare tutte le definizioni, l'organigramma, la storiografia di queste cose, anche dei palinsesti televisivi, quindi questo generalizzare non è gradevole, chiusa questa parentesi. Però poi non ti puoi aspettare che ti vogliono bene. Se io ogni giorno dico Valerio una monnezza, dico anche termini più dispregiativi, non posso aspettare che il giorno dopo mi bussi e mi faccia trovare una torta se non è avvelenata. Angela ti dice: ciao Guido, buonasera, domanda per te Vale, non vi sembra che Gollini abbia più, credo sia carisma? È una battaglia persa, perché si è creata una letteratura malsana su Marette, eccetera. Il Napoli un problema non aveva, al contrario di quello che hai detto, il problema del portiere, perché anche Nikita Contini, parentesi, di cui si dice un gran bene, è un bel lusso averlo come terzo portiere, tra l'altro un altro uomo spogliatoio. Possiamo dire, io mi sono collegato adesso, devo risolvere dei problemi pratici, mi fai spendere una parola su JJ? Sì. Che sta crescendo molto, persona seria, uomo spogliatoio, ma le prestazioni, ha fatto 2 o 3 chiusure di una precisione, comincia a impostare lui adesso l'azione, ha fatto anche un assist, poi Simone la prende di prima, il portiere ce l'ha su suo paro, la prende distinto, anche in Supercoppa da lui viene l'assist, sta mantenendo la baracca, non era chiamato a essere lui il titolare di tutte le partite sostituti Kim. Poi c'è una letteratura da quelli che tu chiami come sembra, che tra pali della luce eccetera vengono insultati i giocatori, e poi quindi senti i tifosi, noi abbiamo un problema, un cretino, come si chiama? Poi tanto qual è il senso di solo la maglia e tu insulti questo? Ma io vedo prestazioni non solo ordinate in maiuscole eccetera, ma in crescendo, non è sclerotico, che a me piacciono i giocatori, quelli che non sono nervosi. Oh, tu sei Maradona, e allora sei Maradona, c'è un'altra cosa. Sei Zidane, sei un'altra, te lo concedo per là, però a me questi giocatori che trasmettono, tornando a Gollini, sì, perché mi sembra sereno, che dà una certa serenità, però quando lo inquadrano in primo piano pure lui tira certi lucculoni, sì. non sta facendo rimpiangere nessuno. Ecco, io non lo voglio fare una contrapposizione. Meret, che ne avreste detto? Bam, che noia. Sta facendo bene. Pure lui, dobbiamo dire che su dei gol è del tutto non la può prendere quel tiro spalla, testa, dorsale eccetera, all'angolino, quei tiri di testa sono imparabili. Sta facendo bene, e meno male, perché noi dobbiamo essere contenti quando i nostri giocatori ci danno prestazioni maiuscole, cioè togliersi Zelinski dalla lista UEFA, perché voi pensate che all'Inter stanno piangendo? No, non credo proprio. Buonasera Guido, JJ sicuramente sta facendo ottime prestazioni, ma non va presa anche in considerazione la forza dell'avversario? Certo, anche Kim ha detto certo, ma io voglio specificarlo. Ho sentito troppi insulti umani a questo ragazzo, certo, anche con parolacce, perché poi i tifosi non tutti hanno la stessa eleganza, cultura, eccetera. Ne sentono perché sono partiti da colleghi, dai, chiamiamolo così, poi si arrabbia la mia compagna quando dico questa parola. È un ex giocatore, allora poi lo sentono, noi abbiamo un problema. Io non è un ex giocatore, paio di gol hai preso, si poteva chiudere, ma tutte queste cose disastrose non le vedo. Ma la cosa interessante, poi tu devi vedere ormai un elemento puntuale, devi vedere un arco temporale, e devi vedere su questo arco temporale, che sia un giocatore, che sia una squadra, che sia economia, eccetera, qual è l'andamento, se crescente o decrescente. Allora, siccome non sono prestazioni calanti, ma la prossima partita farà malissimo, tra l'altro appunto lui non era chiamato per fare il titolare tutte le partite,
quindi gli stai chiedendo anche un campionato che non era quello che psicologicamente era, quindi come direbbe Valerio, no? Sta overperformando, però vanno anche sottolineate le cose. Ho detto Gollini sta facendo bene, JJ sta facendo bene, oggi avrebbe potuto fare l'assist perché gli valeva come assist se Simeone forse l'avesse presa più sporca. Per esempio Kvara la deve passare prima lì perché è troppo tardi e poi gli arriva alta, lui la stoppa anche bene, ma se tu vedi l'inquadratura da dietro il portiere ormai gli è arrivato addosso. Simeone. È vero. Siete migliori per distacco, dice Mirko. Il maestro Pirlo diceva già nei pressi dell'area di rigore tirare forte verso la porta qualcosa può sempre succedere. Tra l'altro questa è anche una frase cara a Garcia, ce lo ricordiamo. Guido, questo mi ricorda quel momento in cui Di Lorenzo era molto vicino alla porta senza dover tirare da fuori area. Anche Di Lorenzo poteva tirare, in quel caso decide per un cross al centro. Ma la stagione è complessa, c'è la pressione di aver fatto male, c'è anche perché poi nello sport la stanchezza psicologica non è una frase fatta, lo dicono tutti i grandi sportivi quando a un certo punto è chiaro che, vedi, legandolo per esempio alle dichiarazioni di Dries Mertens, è una cosa che tra l'altro io ho sempre detto io, perché è vera, che a un certo punto tu ti accorgi che sei meno veloce, ci metti più tempo a recuperare perché quella poi l'età si fa sentire. Però diciamo a parità, quando non sei a fine carriera e ti dispiace perché nella tua testa quelle cose le sai fare ancora, le sapresti fare, però quel centesimo di secondo dove arriverai sempre in ritardo e soprattutto dalla 3/4 in su, scusa, è fondamentale. Dicevo, la stanchezza psicologica si fa sentire e questa comunque è pesante, una stagione altamente deludente. Quindi Di Lorenzo, che poi è stato il capitano, non si è mai nascosto nei periodi di burrasca con Garcia, non si è mai nascosto nei periodi di burrasca con Mazzarri. Ci può stare che non sia lucido neanche nella scelta della giocata, come giustamente sottolineavi tu. Io su queste cose non butto la croce addosso, perché noi dicevamo l'anno scorso, quando andavano benissimo, ha detto sì, stanno andando benissimo, 1, 2 vittorie, 11 vittorie di seguito, però non sono robot, e non erano robot nella buona sorte, non sono robot nemmeno nella cattiva sorte, per coerenza e non è questione di umanità. Però sì, cioè anche lì uno non è che state criticando Di Lorenzo, il capitano, non stiamo criticando, cioè, magari giocasse sempre da 7,5, no? Però non sempre può succedere. Ma secondo me sta pesando e a lui peserà il doppio. Valerio, peserà il doppio. Discorso Kvara, che insomma qualcuno vuole rimettere in mezzo il discorso dell'aumento, qualcun altro invece mi dice forse si sta un po' caponendo, non passa tanto. Luca dice: grave se dico che Kvara volesse giocare su list. Con certi giocatori devi trovare un equilibrio. Perché poi lo sport è bello non solo perché tutti possono vedere quello che vogliono nello sport, ufficialmente lo sappiamo, viviamo ormai nel multiverso, perché ormai mi sono arreso, finché la partita è bella e brutta eccetera, ma quando vedi numeri sballati, ricordi sballati, partite, arbitri, giocatori invertiti, ormai diciamo multiverso chiaramente. Con i giocatori, tornando serio, di estro non puoi ingabbiarlo, perché poi nello sport ci sono a volte delle cose che sono totalmente irrazionali. Vi rifaccio un esempio, no? Parlando, visto che Valerio ho messo come copertina, no? Quando arriva uno di questi messaggi, la punizione di Maradona. Se io dovessi scegliere 2 momenti di Diego Armando Maradona, ed è difficile, è veramente difficile. Paradossalmente io non vi sceglierei il gol del secolo, gol più bello, tra l'altro gol più belli ha fatto rispetto a quello, uno ricordo sempre col Brescia dove era girato di spalle, Bagli gli diede la palla, lui si girò, si scattò mezza squadra, il tiro di testa, cioè il passaggio di testa a Stoccarda che Ferrara fa gol, e lì è il genio, perché un giocatore in 1,68 dove il suo colpo di testa non è, diciamo, il suo punto forte, con una squadra molto alta e forte fisicamente eccetera, e tu hai battuto la rimessa laterale, ti hanno l'angolo, ti hanno ribattuto,
Maradona, che aveva dei piedi, diciamo, fatali, anche il destro non è male, però col sinistro faceva quella cosa, è più logico che tu te la ristoppi, ti controlli, la passi, eccetera. La cosa di testa è la cosa meno logica da fare, soprattutto per Maradona. Però è l'intuizione del genio, perché tolse 2 tempi di gioco allo Stoccarda, si inserì Ferrara tra le linee, tiro pazzesco in croce, fortissimo basso e gol. È vero, vedendola dopo è tutto semplice, poi un'azione, però se tu ci ragioni, lui la poteva stoppare di petto, si poteva riprendere l'azione, la poteva tirare di tutto, ma non di testa. E non è un'azione codificata, non è uno schema, non è che l'allenatore gli dice questa è una cosa che dobbiamo provare e riprovare perché siccome Beckham è forte in questi cross facciamo... No, non è stata mai provata quella cosa, non puoi provare che l'hanno ribattuto e lui fece così forte e vide, non c'era nessuno in aria, lui vide il genio, ragazzi. Vide cose che noi umani non vedevamo, e Ferrara, che quando tu ti alleni con i più forti, caro presidente, non sono solo i soldi, perché poi dobbiamo aprirla questa parentesi. Io ho offerto più soldi, non hai voluto venire, poi la dobbiamo aprire questa parentesi, Valerio, perché allenarsi con i forti ti fa diventare più forte. Quando hai giocatori forti in squadra è più facile attrarre giocatori forti, anche se non gli offri gli stessi ingaggi, paradossalmente. Ma chiudiamola questa parentesi. E poi la punizione, cioè fuori da ogni logica divina, immaginabile, quella famosa Juventus che veniva da tutte vittorie consecutive sotto la pioggia, cioè con la barriera 3,80 metri, ormai si era avvicinata, cioè sono cose, diciamo, la tiri, te la ribattono, eccetera. Quindi, tornando a Kvicia, questo ragazzo talento, aestro, tu devi cercare di ottimizzare questo suo talento, non ingabbiarlo e disciplinare certe cose che diventano funzionali, scusate se ho fatto riferimento a Maradona, a quelle che poi sono i punti di forza della squadra, cercando come sempre di diminuire quelli di debolezza. Però se lo fai diventare un giocatore soldatino, non è un giocatore soldatino, perché altrimenti quel tiro lui non lo vede, non lo tenta, non lo fa, si ferma come faceva Insigne, aspetta che arrivano i compagni e non la vinci 1-0, perché quello è il vero tiro. Diciamo. E quindi sì, però poi non dovete esultare per quel gol se lo vedete. Quindi quei giocatori devono avere lì l'allenatore forte, quella capacità durante gli allenamenti, e lì serve un rapporto forte con il direttore sportivo, allenatore, con i compagni, dove tu migliori le cose che sai fare meno bene. Così, e automaticamente le cose che ti farai bene, per quelle tanto le sai fare bene, ti verranno ancora più facili, ma non ingabbiare. Poi ci sono comunque degli accorgimenti tattici, pensiamo a tutta la fase di copertura passiva, di non possesso, come la volete chiamare, e lì invece c'è un lavoro di, pensate, tutti gli allenatori bravissimi in questo, eccetera. Però ingabbiarlo no. Cercare delle situazioni, lì di nuovo è la lettura della gara legata all'istinto, dove puoi giocare un'azione che ha maggiori possibilità percentuali realizzative, sì, però sono sfumature, amiche belline, amici, sono sfumature, perché altrimenti razionalizziamo tutto e diventa il gioco, facciamo giocare l'intelligenza artificiale da sola, e invece questa è bella, l'imprevedibilità dello sport, anche a volte la casualità di prendere un gol quasi di spalla. Però è l'unico ormai, visto che Zelinski sta fuori, giocatore di estro puro che abbiamo. A un certo punto Steve Curry, no? Che quando ha iniziato a giocare, diciamo che tirava male, e invece adesso è diventato addirittura un nuovo modo di tirare lo step back, no? Perché si tirava in sospensione. Tra l'altro ti dicevano di puntare la spalla per andare verso il canello. Poi c'era Jordan che buttandoseli indietro, quando girava spalle a spallestro in post basso, faceva quel tipo di tiro che ha un altissimo coefficiente di... Ma lo step back di Steve Curry è, diciamo, è diventato un marchio di fabbrica, e lui spesso tira da 9 metri e mezzo, 10 metri e mezzo, che follia. Nessun allenatore ti dice tira di RP, non c'è bisogno, puoi avanzare il passo, se in contropiede non si fa quel tipo di tiro, sei in contropiede, però è diventato uno dei giocatori più forti della storia, non lo puoi fermare come estro, eccetera, perché altrimenti abbiamo rovinato lo sport. Ma c'è chi lo sta rovinando lo sport, Giuliano va giù duro. ADL senza progetto, il Napoli Club alla frutta.
possiamo introdurre il discorso, magari se volevi riprendere quella ma, che ma oggi Valerio si doveva vincere col Verona, purtroppo tranne la Fiorentina gli altri stanno vincendo, c'è uno scontro diretto Atalanta-Lazio, la Lazio aveva vinto, se ricordo bene, a girone d'andata, adesso sta vincendo l'Atalanta, quindi una avrà un pesante, però più 8 se dovesse vincere nella classifica Guido, la Lazio che ne aveva più 1, meno 3 andrebbe meno 2, buon per noi, anche perché è una rivale che ha lo scontro diretto in a favore, in vantaggio, quindi in un caso di arrivo a pari punti ci frega, quindi però l'Atalanta è pericolosa. Dobbiamo aspettare lo sfido di stasera, l'ho sentita pure io, sono d'accordo, se oggi dovesse vincere l'Inter poi anche una partita da recuperare diventa un divario non incolmabile, però per questo campionato, per queste squadre, con i 2 scontri ormai già effettuati, andati e ritorno, difficile poi da recuperare. Se dovesse vincere la Juve fa come l'anno che vinse su Sarri, no? L'anno che... Domanda per Guido Gentile: lei è il nuovo DS del Napoli, è appena stato ceduto Osimhen a 130 milioni, come si muoverebbe sul mercato e chi prenderebbe? Vorrei anche qualche nome, però. Ma questa cosa io l'avrei fatta l'anno scorso, nel senso, no, quindi già un anno di ritardo, e gliel'ho detto, avrei preso un difensore centrale, no, ma non sono un uomo di mercato, poi ci ragioniamo, poi dipende, forte, 500 no. Ma sapevo che lì andavi a sfugriare il vero padrone del Napoli, un terzino, adesso sinistro, guardate, e poi un centrocampista forte, e valorizzati i due attaccanti, anche perché l'investimento forte su Raspadori è stato fatto, e quest'anno quello che stiamo facendo, quindi qualificazione Champions, terzo, quarto posto, serena, con lo squadrone che avevamo rinnovato, e quest'anno investivi per un attaccante forte, dovevi ritoccare qualcosa, eccetera. Quindi siamo un anno di ritardo. Innanzitutto io non credo, prima cosa, che saranno 130. Probabilmente sbaglierò, poi saranno 130, qualcuno dirà ti sei sbagliato, ne prendo tante, figurati se questo è il problema. Tra l'altro io, non essendo strapagatissimo in queste cose, è un eufemismo, figuratevi se il problema, se io sbaglio una cosa o non per distacco, eccetera. I nomi che li facciamo a fare, visto che il Napoli sta diventando estremamente non attrattiva. Voi avete sottovalutato non la partenza, la modalità dell'addio di Giuntoli, devastante, più ancora di quello di Spalletti, perché se quello di Spalletti può passare come un addio legato a rancori personali, oppure è troppo forte come parola, incomprensioni personali, divergenze caratteriali, come quando si separa una coppia da un matrimonio, quello di Giuntoli è grave, ragazzi. È vero che noi abbiamo subito il lavaggio del cervello, era Mary Poppins, la Juve è senza sole, non è andato a fare Mary Poppins, ma un direttore sportivo così emergente, che ha appena contribuito a costruire una squadra campione d'Italia che ha dominato in lungo e largo, che ti abbandona perché non vede prospettive, con una squadra che è tutta da ricostruire, con delle ombre sopra la testa, non è buono. Però noi avevamo l'opinione totalmente pubblica, come si chiama. Quindi io posso dirti, ci prendiamo il nuovo Salah, come si chiama? Noi non stiamo riuscendo a prendere nessuno, cioè giocatori. Poi De Laurentiis può raccontare che lui offre sempre di più, è volgare parlare dei soldi, ma ha offerto di più, ed è un autogol, perché se tu offri di più e quindi dici che i soldi sono volgari, però l'unica tua forma di persuasione è offrire di più degli altri, anche offrendo di più degli altri a giocare a Napoli, allora ci dovresti porre un problema. Perché non questa gente ti viene a giocare a Napoli? Quindi che nomi ti faccio? Ti posso fare 50 nomi, ma non te li faccio, ma non perché non te li voglio fare al signore, perché io quando faccio un nome uno, la domanda credo a settembre-ottobre che mi avete fatto, no, Zelinski, io una sola volta ho parlato di Zelinski, ho detto Zelinski non è più un giocatore del Napoli, e mi ricordo benissimo, aggiunsi questa frase: spero che De Laurentiis me lo faccia salutare. Non ne ho più parlato, non sono quel tipo di persona, ma non perché, a parte che non sono un uomo di mercato, non ho amici procuratori, non sto sempre a far vedere che sto al telefono, mi è arrivato come si ma perché la situazione è delicata. Bisogna vedere quanti punti farà il Napoli,
È chiaro che i giocatori di medio-basso li puoi prendere e puoi avere l'intuizione che poi del figlio, ma anche dire questa cosa, è stato un amico di mio figlio, che ha fatto caso, ma secondo me ci crede qualcuno, ma secondo me la Juve sta... Adesso licenziamo Giuntoli perché non ha preso Kvaratskhelia, perché l'ha preso l'amico del figlio di Edo che l'ha chiamato... vorrei una new era che fosse new era verso un'altra direzione, cioè questa è una new era perché è la loro nuova new era, però io posso avere, diciamo, tutto il diritto di amare un certo tipo di new era piuttosto di un'altra, perché questa dobbiamo accettare è la new era De Laurentiis, però è una new era che non gradisco, quindi i nomi non li facciamo. Innanzitutto non credo siano 130. Il ritorno di Osimhen non sarà indolore. Anche qua c'è una contraddizione. Se Osimhen è un ex giocatore del Napoli, per sua stessa ammissione, l'ha detto a questo punto pubblicamente, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché non dobbiamo valorizzare Raspadori, che è stato pagato anche tanto a una società satellite della Juve, e anche Simeone, che non è stato pagato tanto, però che va anche rimesso in carreggiata come entusiasmo, e dobbiamo valorizzare Osimhen se è vera questa clausola. Ho detto quella è la clausola, quindi gioca bene, gioca male, sono 130, ormai è fissato, non si deve andare in contrattazione, visto che entrambi sono due. Dice, ma lì sappiamo che l'Inter sono due ex giocatori del Napoli, sono alla pari due ex giocatori come Dem, cioè, perché figli e figliassi? Perché uno ti ha fermato il rinnovo, gli altri no? Però nomi, quello che voglio dire, avete sentito, pensate se io dovessi perdere tutto questo tempo, no? Che ne perdo già altro, 57 nomi, non è venuto un solo difensore. Anche che avete perso un'ora al giorno della vostra vita, siete liberissimi, no? Non avete imparato nulla, vi darà emozione. Dopo un mese, un'ora al giorno per 30 ore, quindi più di una giornata di questo mese della vostra vita appresso a queste stupidaggini, e poi non è arrivato nessun nome. Lo so che come posso dire, è molto attrattivo, se no non ci sarebbero tutti questi esperti di calciomercato e trasmissioni che parlerebbero 24 ore su 24 anche durante il campionato, quando il mercato è formalmente sempre aperto. No, è sempre aperto. Però poi chi è arrivato? Nessun nome che è stato detto, per dire. È New Reia, non è New Era. Magari direi. Guido, ma se proprio Klopp venisse in Italia, in quale squadra lo vedresti? E secondo te Inzaghi rimarrà all'Inter o potrebbe arrivare qualche proposta allettante dall'estero? Se dovesse fare disastri potrebbe proprio, insomma, però per quale ragione adesso tecnica, stilistica, formale, calcistica, a Simpson, Inzaghi mo deve crollare, no? Però certo, no, potrebbe essere in discussione perché ha avuto, diciamo, un rinnovo. Io vi ho detto la mia. Tutto gira attorno, purtroppo, come sempre, alla Juve, perché Allegri c'ha un altro anno di contratto. Può essere antipatico, simpatico, sembra un clown, quello che volete, gioca male, gioca bene, eccetera. Ma innanzitutto non è facile allenare la Juve, perché non tutti arrivano a allenare la Juve. Qualcuno c'è pure arrivato, mi ricordo una volta Del Neri, arrivò settimo Del Neri con la Juve, quindi ci sono anche dell'ex Manfredi, quando il Napoli vinse 5-1 la Supercoppa. Però stare 5 anni più altri 4, quanti starà, insomma, significa che tu non hai le spalle forti, tu c'hai la corazza di titanio, cioè. Ma non è tornato per fare la passeggiata, è tornato per vincere. Bisogna vedere se vince quest'anno e quindi è ancora un altro anno di contratto, ripeto, perché è chiaro che quello è tutto un terremoto a scalare, no? Conte vuole tornare alla Juve, non è inutile poi che ci giriamo attorno. In sostituzione, ma c'è la voce, Ibrahimo ce l'ha chiamato, hanno cenato, mamma mia, beati questi personaggi che cenano sempre fuori. Poi perciò i ristoranti, come diceva Berlusconi, sono sempre pieni, perché come le agenzie di immobiliari a Napoli, no? Perché quante case a Posillipo sono state comprate in questi anni? E in sostituzione al Milan, a questo punto pure la Roma. Qualcuno direbbe, ma nella famosa intervista no, non ha detto il Napoli della Laurentiis, ha detto la piazza come Napoli, una piazza, se ci fossero le condizioni. Per quanto Conte non sia Umberto Eco, quindi non possiamo pretendere da Antonio Conte, che non conosco i suoi studi e la sua, come si chiama, la stessa proprietà di linguaggio raffinata,
meravigliosa di un intellettuale come Umberto Eco, però questi personaggi, a parte che ormai sono diventati più esperti scafati, attenzione, sono due cose diverse, cioè come Piazza, come Napoli, chi non la vorrebbe allenare? Perché innanzitutto è l'unica squadra, non la dividi con nessuno, ha una passionalità viscerale che da un lato può anche, insomma, toglierti energie, ma se sei bravo come è stato Spalletti, come è stato Trismesto, cioè te le prendi e le rigiri a moltiplicate, quindi cioè, qualunque persona che vive questo sport con una certa ambizione e passione sa che è più difficile, quindi vincere lì rimani nell'immaginario console, però ha detto due cose diverse, non se ci fossero le condizioni, perché Roma e Napoli sono due piazze poi che gli mancano, lui comunque Milano e Torino se li allenate, quindi Klopp non viene in Italia, cioè veramente fa lo stramacchio l'Inter, Klopp non è un buffone, non ha più pallida idea se veramente si dovesse fermare un anno o allenare qualche altra squadra, sappiamo, e questo non lo farà, che non allenare in Inghilterra, ma è un allenatore da progetto, cioè può darsi che è stanco, anche Guardiola dicevano queste cose, scusa Valerio, mi ricordo quando si fermò 2 anni, poi andò al Bayern Monaco, l'avevano messo su tutte le panchine, anche le italiane, e poi invece fece 3 anni al Bayern Monaco dove vinse, ma arrivò in semifinale a UEFA Champions League, quindi potrebbe anche essere proprio vero che lui comunque 1 anno e mezzo si ferma, cioè ha vissuto quanti anni? 22-23 anni di carriera in quinta a 1000, sì. Anche perché se appunto vediamo la carriera, lui ha allenato 3 squadre, quindi che inizia pure lui a farsi 1 anno e mezzo perché mi sta bene, che giusto il campo voglio ancora sentire l'ebbrezza di allenare durante la settimana, oppure dice no, io mi ricarico le energie perché voglio stare almeno 5 anni in un ambiente, quindi non saprei proprio dirvelo, quindi non amo Klopp. Da un lato è molto facile analizzarlo come uomo, come allenatore, quindi dall'altro lato ho detto, è chiaro che ha un potere contrattuale, da questo punto di vista è uno di quelli, vuol dire che chiunque lo chiami, non è detto che lui accetti, però lo può chiamare Paris Saint-Germain, Marino, chiunque lo può chiamare, diciamo di grandi club, perché la carriera, il curriculum, il carisma, l'uomo parla da solo, no? Quindi quale grande squadra non vorrebbe essere allenata da Klopp? Il punto è che Klopp, se lui ti sta dicendo che è stanco, non ti puoi prendere un Klopp, e te lo sta dicendo lui, e ho detto io, cioè lui aveva avuto un rinnovo con Liverpool, e ha detto no, al momento, lo so che mi state per fare questa domanda, ma al momento del rinnovo io avevo altre energie, adesso io sento di non avere queste energie, ma non verrà a Napoli, su questo perché no? Piccola curiosità mia, la cessione di Elmas, che a detta di della Laurentiis voleva sempre giocare, con Zielinski separato in casa, non è una grandissima contraddizione? Guido, ci aggiungo a questa domanda, Elmas che stiamo vedendo nell'Ipsia, anche lì subentra sempre, non è mai partito da titolare, quindi alle volte servono nuovi stimoli, anche se non ti danno la garanzia di cominciare da titolare in un altro progetto. Valerio, per dire, è andato. Su questo, sai, io sono molto rivolto al futuro. Ormai è andato, a parte quell'unico messaggio, madonna mia, sulla della panchina, ma tutti gli sbotti che ha fatto Insigne in vita nostra, che ci siamo dovuti sopportare, lì no, non è che ha rotto molto le scatole, è andato, ha fatto una carriera comunque di qualità, non eccezionale, non possiamo paragonare a Careta, ma nemmeno è un signor nessuno. Tra l'altro come subentrato, molte partite erano carine, a volte è stato pure lui anonimo, però ormai non è manco un prestito con diritto, obbligo, ormai è andato. Diciamo, poteva essere lui il nuovo Zielinski, ma tanto non lo è, quindi facciamo un discorso, potrebbe essere questo un segnale di mancata progettualità? Sì, quindi bisogna ricostruire tutta quella catena, sì, perché giocatori giovani vanno via e Politano, Mario Rui e Di Lorenzo, che sono i più anzianotti della squadra, hanno questi rinnovi? È una bella domanda che uno potrebbe fare. C'è anche da considerare che alcuni non hanno mercato, mentre Elmas te l'hanno richiesto a inizio a ogni stagione. Tra l'altro il Leverkusen non molla, cioè 0 sconfitte nei primi 20 giorni.
Xabi Alonso veramente sta facendo qualcosa di straordinario. Osimhen è utile in funzione quarto posto. Raspadori con Mazzarri non gioca bene e non segna, non puoi mettere sullo stesso livello di Victor. Non l'ho messo, vedi, queste volte sono sullo stesso Ma io livello. per questo li prendo, perché così tu puoi spiegare me. Ho detto, no, ho detto tatticamente, anche fisicamente, diciamo, caratterialmente. Attenzione, io ho detto, se De Laurentiis fa quello show e dice, non è, e uno poteva domandargli, ma questo problema non si pone un collega pure con Osimhen? A questo punto, visto che la stagione non vince lo scudetto, stai molto indietro, meglio valorizzare, così te lo trovi già lanciato l'anno prossimo Raspadori. Io non ho detto che uno è forte e l'altro è scarso, quindi siccome hai detto qual è la logica, poi uno dice Guido non è vero perché non ha firmato, va bene, crediamo che ci sono gli asini che volano, che Osimhen l'anno prossimo, cioè una società che sta facendo tutte queste storie a ribasso dopo che ha vinto lo scudetto a riabbassi il monte ingaggi, tutte, no? Tranne i tre uomini di Giuffri, no? E mette un giocatore a 10 milioni di euro, voi pensate che veramente Osimhen rimarrà a vita altri anni a 10 milioni? Mai nessuno dei Laurentiis ha pagato. Beh, ragazzi, cerchiamo di ragionare. Ho capito essere tifosi di una squadra, ma non deficienti di una squadra. La Lazio naufraga 3-0 e noi non siamo arrivati a fare mezzo di questo mi sono esposto di nuovo culturalmente, perché tutti hanno goduto di questo, parlo soprattutto i colleghi, questo pareggio che non ha senso, perché alla terza giornata eppure il campionato è lungo, hanno distrutto Garcia perché ha detto certe partite è meglio non perdere, però tu lì avevi 6 punti e la Lazio veniva da 2 sconfitte, è chiaro che gli potevi dare una bella spallata, però un pareggio in una partita storta alla terza giornata mantenevi 6 punti di vantaggio dalla Lazio e comunque non usciva proprio dalla crisi, poi subito dopo perse. Alla partita di ritorno, dove hai girato al giro di boa a 28 punti dietro la Lazio e hai perso in casa, non puoi fare lo stesso ragionamento, anzi non lo fai, perché all'andata hai detto che come si permette questo allenatore, noi siamo campioni, il pareggio è buono, e tra l'altro se noi eravamo in emergenza, anche la Lazio lo era, e abbiamo visto in Supercoppa, anche in campionato, è una Lazio molto appannata, quindi anche noi avevamo non solo il diritto, l'obbligo calcistico di provarci e in più avevamo la necessità calcistica di vincere quella partita, non è che è scontato vincere, quindi su questo proprio io e pure anche Valerio non siamo stati contenti del pareggio e non abbiamo detto no ma ci sta bene, poi eravamo no. E poi il quando di Guido, incontri una squadra che in quel momento è al massimo della forma, dell'entusiasmo e delle giocate, a tutta la rosa al completo. Fermati Guido, siamo degli sciacalli, siamo ignobili. Edoardo, stato buono. No, volevo dire, stato buono. Dove sta? No, ma Valerio, queste persone devono rimanere. No, ma c'è uno che una volta poi ho cominciato a rileggere i commenti, anche oggi Guido me li ha sanate, come si chiama? Per me quel commento non ha nessun valore, sai perché? Come questo, e te lo spiego, perché se quella persona te lo spiega, me la sa, mi ha mostrato per questo motivo, allora lui ha espresso. Sciacallo, sai che significa in italiano? Sai chi sono gli sciacalli come animali? Quindi è un termine che ci stai affibbiando assolutamente improprio. Gli sciacalli sono gli animali che sulle carcasse degli animali morti, o i ladri che quando c'è un terremoto, una cataclisma vanno a rubare nelle case, cioè io e Valerio non rubiamo e non stiamo facendo sciacallaggio, stiamo analizzando, quindi usa un altro termine, dite siete due qualunquisti, due persone brutte, ratti e fascisti. Anche qui dov'è lo fascismo? Se c'è una persona che questi anni ha costruito una filosofia diversa e portata, quindi non accetto questa parola, ma non accetto perché non accetto critica, è sbagliata. Cioè, è proprio culturalmente sbagliato. Poi figurati, questo signore la può pensare, però vai, non ci accide nessuno. Intanto siamo sesti in classifica. Quindi dato che sciacalliamo, c'era prima un amico Bellino che aveva fatto una domanda perché voleva sapere che ne pensa. Una domanda interessante, perché vedi come è gestita l'addio di Klopp, un passaggio a stagione in corso di Hamilton, no? Senza questo rancore, il professionismo.
Vabbè, è un'operazione non solo sportiva, di marchio, di marketing importante, perché la Ferrari, una bellissima domanda, perché poi gli sport devono dialogare, ha necessità non solo come immagine, ma come reparto corse in quest'anno di rilanciarsi e di tornare a vincere, perché una Ferrari che non vince da tanti anni è veramente come quando c'era il grande Alesi che non vinceva, poi prese Schumacher che aveva vinto 2 campionati alla Benetton con Briatore purtroppo dirigente lì, e aveva necessità, però aveva anche, e chiudo, la migliore formazione, perché c'era Ross Brown, c'era Jean Todt come capo del reparto corse, quindi c'era tutto il settore manageriale, ingegneristico, come chi ha disegnato la macchina, cioè, che era in funzione di Schumacher, una macchina meravigliosa. Sono degli anni che possiamo dire, Valerio, vincevi per distacco, perché non è umiliare gli avversari, perché ovviamente si parla quanto dista 2 secondi di distacco, quindi in italiano. Quindi è un'operazione importante perché c'è proprio la necessità manageriale, sportiva, immagine. Cioè la Ferrari va oltre la macchina, è un mito, è come Marcello Mastroianni per gli americani, no? Quando c'è un film bellissimo, Billy Ward, che a un certo punto Jack Lemmon dice: io non sono un Mastroianni. C'è quest'idea di un uomo bellissimo, carismatico, magnetico, arrivante. Ci sono tanti uomini bellissimi, però un Mastroianni, cioè vai oltre il nome, diventi un aggettivo. E la Ferrari è mito, è il mito della velocità, della vittoria. Adesso è diventata come le limitazioni di quel genio che crozza, no? Cerchiamo di capire, non puoi vederla mortificata. Quindi è un'operazione sportiva, economica. Vediamo se poi lui affonda o meno, perché però non basterà il suo talento, perché serve che tutta la squadra torni ai massimi livelli. Certo, fammi fare un attimo di cronaca, insomma, di informazione spicciola, Mauro, perché basterebbe il 5° posto per andare in Champions, non l'ho ancora capito. Dipende, insomma, se aggiungono un nuovo posto per le qualificazioni in Champions per l'Italia in base al ranking di cui solo Guidi ci ha parlato per 2 anni, e adesso stiamo riscoprendo che il ranking contava. È importante, contava, e quindi non bisognava dire, come si è detto tutti gli anni, usciamo dall'Europa così ci concentriamo sul campionato. Invece no, se tutte le squadre ci restano in Europa e vanno più avanti possibili, come è stato fatto nell'ultima annata dalle italiane, aumenta un posto utile per la Champions in Italia e quindi potrebbe diventare semplice, lineare, hai spiegato tutto correttamente, non ho niente da aggiungere, tranne che De Ketelare, che era scalzo, bidone, Maldini, Massaro non capiscono nulla, quest'anno sta dipingendo perle nell'Atalanta, quindi dare un po' di tempo, perché noi non brilliamo a volte per calma e lungimiranza nell'ambiente giornalistico campano, però anche gli altri a volte hanno questa, sono molto più ricchi e hanno molte più trasmissioni, quindi serviva un po' di pazienza. Forse questo bidonazzo non l'aveva preso il Milan. Secondo voi dobbiamo avere paura che si venda Lobotka? Paura no, dispiacere, la paura nella vita però anche no, ma nel senso perché è spesso accostato, insomma, altri giocatori sono accostati. Per esempio oggi, nell'ultima settimana, ho sentito che Conte va al Milan e si vuole prendere a Di Lorenzo, e ho detto state sognando. Però non spesso si parla di Lobotka. È perché non hai il procuratore che fa parlare di sé? Come funziona? Essendo uno dei giocatori più forti e più performanti nel Napoli, anche disastrato di quest'anno. Sì, no, hai detto l'unica cosa che conta, che non è solo la vittoria. Cioè tu mi devi dire una squadra media, medio-altista, non necessariamente top play, poi potrebbe pure fare questo passaggio e scopriamo che fa girare Real Madrid come un orologio svizzero meraviglioso. Però il ragazzo sembra serissimo, non altro ragazzo, insomma, che scusate, sembra senza che emozioni, nel senso positivo del termine, sennò poi c'è quello che ci dà dello sciacalmo, non che non se ne frega niente, nel senso che non sclera in campo. Oggi ha fatto un fallo di ancata, ma ci sta. Ragazzi, il calcio è uno sport di contatti, puoi perdere l'avversario. Ha perso una palla dove non è che ha perso palla, mi ricordo, e né che ha preteso troppo, che sono andati in 3 a murarlo,
perché poi Rudy in realtà non l'ha persa, l'hanno proprio letteralmente murato in 3. Tu fisicamente non puoi, a meno che non ti smaterializzi tipo Star Trek e passi dall'altra parte, non poteva passare dall'altra parte. Però ho detto, è un giocatore che offre molte garanzie, non solo quelle che conosciamo, evidenti, tecniche, ma anche caratteriali. Ci sono i giocatori, vi ricordate Blasian? Io adoravo Blasi del primo Napoli, che però prendeva una marea di ammonizioni. Teneva il giallo proprio fisso a partita. Quindi modi sciacallo, no, io l'adoravo, quando non giocavo mi dispiaceva, era proprio forte. Questo è un ragazzo, visto che citiamo oggi, che ha preso un'ammonizione, ci sta un'ancata, cioè, però che offre molte garanzie in campo. Probabilmente poi si scoprirà che invece negli allenatori dicono non viene mai a allenarsi, però è quello che dice Valerio, è importante, ma non solo per i giocatori, anche per determinati allenatori, no? Avere dei buoni procuratori molto legati alla stampa, poi tutte queste voci di Lorenzo, cioè voi conoscete non la voce, il volto, i nomi dei 2 avvocati di Smerti, nessuno sa manco come sono fatti, no? E nonostante continua a essere insultato. Io non so chi è il procuratore, per esempio, è un'ignoranza che posso concedere nella vita di Lobotka, però li conosco tutti quelli che ha avuto Insigne. Stranamente, tutti, dal più bravo, che è stato quello storico, che ci rimase male, italiano, che fu lasciato. Comunque, Guido, è un po' di video che dimentico di dirlo, però io, quelli che sono gli amici bellini fedeli che seguono sempre, quando avete presente quando in avvicinamento alla partita escono le testatucce che dicono il Napoli si avvicina, sta pensando al 4-3-3, eccetera. Secondo voi come arrivano queste cose, visto che non esce uno spillo da Castelvolturno? E ve lo dico io, e qua mi dovete credere e basta, perché non c'è nessuno che mi può dire il contrario. Mi prendo la mia responsabilità e vi dico un'intuizione che può essere falsa. I procuratori parlano con i propri assistiti e quindi, come ti sei allenato oggi? No, tutto bene, oggi abbiamo provato il 4-3 così. I procuratori vengono telefonati da quei pochi che hanno il numero diretto, che sono i giornalisti così, e magari ti danno una soffiatuccia, dice guarda, ti puoi allargare questa settimana perché mi ha detto il mio assistito che hanno riprovato il 4-3-3. I giornalisti che hanno questo rapporto con la soffiata facile, che ogni tanto ci azzeccano anche loro, si possono atteggiare così e non sentirete mai parlare poi, quando questi parlano, dicono la qualunque, una bella presa di posizione, dice è voluto stare un po' così che state destabilizzando l'ambiente. L'ho detta. Valerio, però devi fare una considerazione importante. Io aggiungo una cosa a quella che hai detto tu, che insomma anche qua non possiamo darti torto, che non devi trascurare l'aspetto, oltre chiaramente ognuno ha la sua visione del calcio, la sua professionalità, eccetera, 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 l'aspetto umano e anche culturale. Ti faccio un esempio. È ormai ufficiale che una delle ragioni per cui Rafa Benitez stava sui denti al 99%, tranne pochi eletti, tipo Modugno, io ho una simpatia epidermica, Modugno, che è un giornalista che mi è particolarmente simpatico, perché sbagliavano sempre la formazione. Sempre. 12ª formazione, perché questo non hai le idee chiare, no, non le versatilità. Eppure lui spiegò, non devo arrivare sulla spiaggia senza energie, cioè devo arrivare a fine stagione, spiego certi conti. Però Rafa, che è madrileno spagnolo, anche se non ha allenato prima e poi andò a allenare in Madrid, no? Cultura anglosassone, eccetera, è cresciuto con un certo tipo, diciamo, di impostazione all'allenamento prima e dopo la partita, che significa che è un allenatore che ha una sua visione, non parlo solo della partita, quello che dice era scarso, cioè dell'ambiente calcio, e probabilmente lascia non solo un grado di libertà, un grado di fiducia, di professionismo ai certi giocatori, visto che viene nominato Conte e diventò una barzelletta, poi lui è stato confermato. Conte è uno che ti dice pure come devi fare l'amore prima della partita. Non dico che Rafa è giusto e Conte è sbagliato o viceversa, ma culturalmente sono provenienti, uno dalla cultura italiana, addirittura meridionale, poi andata alla Juve, che è una società che ti diceva anche come dovevi pettinare l'orecchino, eccetera, eccetera, vedi che lì, cioè, che ha un certo controllo nel suo ambiente, no? Non li puoi paragonare, a prescindere dal sistema di gioco, quello che vuoi, uno ha vinto, uno ha vinto, no? Allora, tornando a quello che hai detto te, ci può essere un allenatore che lo sa, se ne accorge e lascia correre, e un allenatore che la volta dice, qua 2 sono le cose,
Io non ho detto niente. Allora, quello che rimane negli spogliatoi, rimane negli spogliatoi. Quello che noi proviamo è là. Se la prossima volta, per puro caso, ma sarà stato un caso, voi non avete parlato, io mi trovo, come si chiama, voi venite a fare l'allenamento alle 4:30 del mattino, come faceva Conte. Conte una volta per un pareggio della Juve fece fare l'allenamento alle 6 del mattino. E aveva pareggiato e stava vincendo il campionato, quello 102 punti. Penso un po', no? Quindi non tutti sono uguali, ma è evidente, soprattutto a Castelnuovo Monturno, dove non entrano manco i tifosi VIP, no? Tu hai avuto degli esempi, Usci Gulam, gran signore per il tifoso venuto dal Giappone, ma chi lo dice, no? Cioè, le voci, se io ieri sera ho cenato da solo con Valerio e abbiamo cenato, non lo sa nessuno, e il giorno dopo lo vengono a sapere, o l'ha detto Valerio o l'ha detto Guido. Non ci sono no? Quindi è vero questa cosa qui. È altresì vero che ci sono certe cose, per ragioni che ovviamente io ignoro, che per la stampa e i tifosi sono molto importanti. Per me beccare la formazione è addirittura meno interessante, poi chiaramente è importante vedere come si gioca, della corsa agli Oscar, che sapete, io per i premi nell'arte non ha nessun valore. Come faccio a dire questo quadro è più bello di questo, è primo in classifica? Quindi pensa quanto mi interessa, però so benissimo, perché non sono un fondamentalista, che invece per tantissime persone, come per gli oroscopi, è importantissimo, e se per tantissime persone è importantissimo, quindi per i giornali è importante parlarne, cioè perché ti fa bene, è importante, e se per un collega è importante far vedere, vedi, io ho beccato 11 formazioni su 12, sono più bravo, è importante, ed è chiaramente ognuno poi si arrabatta con i suoi mezzi, cioè le sue amicizie, quello fa parte del gioco. Però qui, come posso dirti, non c'è una regola. Io ho una mia preferenza, io ho la preferenza delle maglie vecchie che non avevano 3.000 sponsor, ma la tengo per me, perché che se ne frega la gente, no? Che io amavo quel tipo di maglia. Però questa cosa è all'ordine del giorno. Chiaro è che il Napoli, che è veramente blindato come ambiente a Castelvolturno, pare molto difficile. E ci sono stati allenatori, e un altro era Ancelotti, stranamente, poi la pizza, la figlia, il figlio, raccomanda, che ti faceva fare buttare fuori, che cambiava spesso anche di soli 2 uomini. Ma io dico, veramente così importante che tu hai beccato solo 9/11 di una formazione? Poi alla fine, anche se l'hai beccata, no? Ti faccio un esempio, perché Guido no, è importante. No, è importante poi come gioca. Allora, io li ho beccati tutti e 11 e il Napoli ha perso quella famosa partita con l'Empoli, viene esonerato Garcia. Che cosa ci ho guadagnato? Il Napoli ha giocato male, viene esonerato Garcia, no? Non l'ho beccata e il Napoli è andato a vincere 5-1 con la Juve l'anno scorso, partita epica. Poi quello che conta è come ha giocato il Napoli, non che io ho beccato gli 11/11 della formazione, dal mio punto di vista. Chiaro. Quindi è successo un fatto che si lega a quello che è successo secondo me anche ieri con Zirkzee, che il tiro poi deviato, non è stato dato il gol a Zirkzee, la Lega toglie il gol a Gonci e ha segnalato rete a Davidovich. Ci sono degli autoreti, mi ricordo che c'era un collega che segnava 2 reti in più a Marek Hamsik, che infatti non si trovava, una assurda, non mi ricordo se era con Cagliari col Bologna, che lui tira e poi il giocatore proprio all'ultimo millimetro, ma la palla era entrata. Come fa? Io questa regola su questo tipo di autogol non la condivido. Per me, tranne che tu non tiri un giocatore proprio la sfiora di spalla, ormai è entrato un po', io preferivo quando il calcio di un tipo, ma non perché sono vecchio o voglio fare il sardiano, come si chiama, cioè quei tiri di punizione, la palla sta andando a sinistra e va a destra nettamente, eppure la davano, quindi diventa ancora più opinabile. Il problema è che se non ci fossero il fantacalcio, il calcio scommessa eccetera, sarebbe solo un fatto statistico che togli a un giocatore la soddisfazione. Metti che arrivi a 199 e per quella non hai fatto il gol, però sono abbastanza assurdo, cioè oggi la vedo più gol suo che non autogol, però tanto non sono io che decido. Sono d'accordo che poi, creando queste contraddizioni, c'è chi a parte la possibilità di aver perso una bolletta o meno, eccetera, queste cose qui, ci tiene particolarmente, e io sempre, come dico, non sono un fondamentalista, se per quel tifoso è importante quella cosa lì, perché io gli devo togliere questa gioia, no? Quindi se per lui questo tipo di cosa diventa uno degli elementi che gli danno piacere o incacchiatura nel calcio, ne ha diritto, però io la trovo molto poco logica, perché non c'è un comportamento sempre coerente. Ci sono stati dei casi ugualissimi e non ci hanno spiegato, scusa, ugualissimi proprio, perché qua hai dato autogol e qua no? Perché poi il peso della maglia conta.
dobbiamo dirlo. Vabbè, comunque poi la palla è entrata, lui non ha esultato, come anche giusto così, è appena arrivato a Napoli, ha ridato la carica, l'energia, mi sembra che è entrato con una certa non ha fatto non è entrato in campo, diciamo, ha fatto sfaceli, però con una certa sintonia, e questa è la cosa importante. Chiaro, successo pure a Elmes, anche 2 gol annullati per millimetri di fuorigioco, e gli hanno tolto la soddisfazione. Quello sarebbe stato bello per lui, no? Bagnare, come si diceva un tempo, l'esordio già con una rete dopo pochi minuti che sei entrato in campo. Però questo finisce sull'almanacco, non finirà. Da un punto di vista emotivo invece sicuramente gli darà molta energia e comunque anche qualche grado in più all'interno delle considerazioni di Mazzarri. Quello è un fatto statistico, un fatto poi quello importante di campo resta, secondo me. Certo, sarebbe carino, e questo lo aggiungo sempre io, che si chiamino con il loro nome, perché fa piacere ai ragazzi. Sono perfettamente d'accordo. Questa è una cosa che io vi spiegai, ed è molto grave che lo faccia De Laurentiis. Vi spiego il perché. Sciacallo, sì, state buono. Perché noi uomini, parlo perché sono uomo, non per razzismo, diciamo, se ci fossi donna, noi donne, e la prima cosa che chiediamo quando c'è un'intervista a una persona straniera, dato che spesso il nome come vuoi che lo pronunciate, gli anglosassoni, lo si chiede, e a volte proprio perché in particolare l'inglese ha delle regole assurde, ma a volte anche rispettando la regola. Una cosa che mi fa incavolare, lo sentite nelle cose italiane, che il mio regista preferito viene sempre nominato male in Italia, è Black Edwards, tecnicamente è giusto perché la E in inglese è I, ma è Black Edwards perché è di origini scozzesi la famiglia, anche se lui poi è stato adottato. Mac Edwards. Se voi vedete, vabbè, lo dici tu Guido Gentile, quando Jim Carrey gli consegna l'Oscar onorario, dice Black Edwards, a true master, perché glielo consegna Jim Carrey l'Oscar. Se voi vedete le interviste in inglese, lo chiamano Black Edwards. In inglese anche i miei colleghi lo chiamano Black Edwards. Purtroppo Black Edwards è defunto, come si chiama, però tu lo chiedi, no, a Saoirse Ronan, la pronunciano male, allora tu dici come si chiama, Keira Knightley, ecco, se no stavo dicendo male pure io, e all'inizio c'era un problema, allora uno gli chiese come bisogna Knightley, detto, allora uno chiede come dobbiamo pronunciare il tuo nome, così, ok, ho imparato, ci sta che la prima volta soprattutto i nomi con tutte queste consonanti possono essere sbagliati, però non è che è una domanda difficile chiedere come ti chiami. La lingua italiana in questo ha un vantaggio, la A è A e la U è U, per dire, no? Bud Spencer, no? Che sappiamo, Bud Spencer prende il nome d'arte, Carlo Petersoli, che ho intervistato, da 2 sue grandi passioni, dalla birra Bud e da Spencer Tracy, l'attore, il primo uomo al mondo, poi successo per Tom Hanks, e Guido non ha il computer, tutto qua, ha vinto l'Oscar 2 volte consecutivamente. Queste 2 grandi passioni, la birra e Spencer Tracy, hanno dato origine al nome di Bud Spencer. Ma è Bud, no, è Bud, no. Però a volte la parola con l'ud, con la U in mezzo, si legge U, allora lo devi chiedere. È come Guido, è l'esempio che faccio sempre io. In italiano noi abbiamo trasformato Superman in Superman, come si dice, però abbiamo mantenuto Batman, che invece è Batman. Quindi anzi, sono in origine è The Batman. The Batman, esattamente. Quando proprio le prime tavole di Bob Kane, poi fecero sparire l'articolo. È meraviglioso. E infatti poi fanno un sacco di confusione i nuovi film, uno lo chiamano Batman, uno lo chiama The Batman, eccetera eccetera. Atalanta superiore a noi, il 4º posto è difficilissimo. Guido, in conclusione ti voglio salutare. Non ci sarebbe nemmeno da ripeterlo, ma il problema non erano i punti, ma quante squadre, perché ieri Bologna il vince, l'Atalanta adesso sta a 39, dobbiamo aspettare, ecco, abbiamo recuperato i punti sulla Roma che sta a pari punti con noi, e abbiamo superato la Fiorentina e la Lazio che sta, mi dicono, in forte contestazione. Anche a Bari c'è una forte contestazione. Esatto. Dici che ce ne frega, dicono le mie. No, si parla pure di Cannavaro, quindi sì, ma questa è una cosa che insomma le amiche Bellini, amici Bellini hanno imparato poi a parte, ma io col sorriso, io me lo prendo lo sciacallo, non si capisce. Io là dietro c'è un quadro a cui sono molto legato particolarmente,
No, quello è il fallimento del comunismo e l'altro è il fallimento del capitalismo. Poi ne parleremo della mia cultura che va alta, quindi, e ci tengo molto, cioè, se mi devi insultare, insultami bene, ma non cioè io rivendico il diritto di essere insultato nella maniera corretta, anche con una parolaccia che non le dico, ma non con una parola che non mi appartiene, perché io proprio sono una persona che non fa sciacallaggio nella vita, anzi se fosse stato un po' più invadente nella vita, quindi attenzione, ci tengo, non sono fatto per maloso, ma col sorriso. Mi vuoi insultare, chiunque sia, mi devi insultare in maniera non corretta, proprio opportuna, anche bruttamente, proprio più ma quello lì no, perché non mi ritengo insultato così, cioè quindi non mi dai la soddisfazione di essere insultato. È dura, vediamo la prossima partita. Non è una finale, ma noi purtroppo dobbiamo recuperare tanti punti su tante squadre e le partite sono poche, no? Altro che sono... Quanti punti puoi fare di media partita? 2,1, fate il caso, 2,1 per le partite che mancano, aggiungi i punti, non arrivi a 70 punti, arrivi a 69, come si chiama? Dobbiamo sperare, quindi a 69, se fossero 69 già la Lazio ne deve fare 68, quindi è dura, è dura. Ti fanno i complimenti per i contenuti su piano sequenza e Guido bisogna dire che sta mantenendo le promesse. No, adesso manterrò, sto aspettando qualche giorno, ogni volta ha detto per far arrivare almeno a 300, il mio è un canale piccolino. Mio fratello lo definisce artigianale, io lo definisco in un altro modo, mi insulto. Però Valerio mi ha cazzato, adesso insomma ogni settimana ci sarà qualcosa. Ci tengo però a sottolineare una cosa, perché è vero, miglioreremo. È una cosa a cui tengo particolarmente, perché poi un giorno ne parleremo. Io tendo a mettere molte immagini, a volte se è un film singolo è facile, però è una cosa, ripeto, non è un pizzico di orgoglio, è un pizzico di qualità. Quando si fanno degli argomenti generali e molti miei amici non sono contenti, vogliono solo che io analizzi un singolo film, io dico guarda, paradossalmente analizzare un singolo film mi costa molto meno fatica rispetto agli altri, ma non per fatica psicologica, fatica di montaggio. Gli altri è molto più facile, devo parlare anche di meno del film, però mi vado a prendere ogni singolo momento. Allora, pensate all'ultimo video, io ho non ho argenti, non ho oro, non ho manco l'orologio, non ho collanine, non ho niente, ho sempre questa paura che se mi entro in casa mi sfascia tutto perché non trova valore. Ho solo tanti libri che non valgono un cacchio in Italia e tanti film. E la soddisfazione di andarsi a prendere quel momento della donna in carriera, quel momento là, che tutto appartiene a un lavoro di una vita, anche la foto, quella non è un film, pensate alla raffinatezza, dell'ultimo tiro di Michael Jordan nella gara 6 della finale che gli consegnò il sesto anello, dove è tutto in bianco e nero con la sua maglia rossa, eccetera, visto che parlavamo di queste cose rosse, detto, quindi apprezzate una cosa che è unica rispetto agli altri canali, perché uno mette il suo faccione, ci sono tanti youtuber che hanno numeri mostruosi rispetto a un professionista come me che lo fa non per hobby ma nei ritagli di tempo, scusa questa parentesi, però ecco, questa cosa ci tengo perché diventa quasi un tentativo di fare qualcosa di non di didattico pesante, ma che dia, il cinema deve essere visto, e visto che c'è questo limite che poi ho paura che ti blocchino il video come tu la musica, ho trovato questo espediente di mettere il fermo fotogramma, ma per mettere quel fermo fotogramma di tanti film ci vuole un sacco di tempo. Però io lo voglio fare, quindi ti ringrazio per il messaggio che mi ha mandato, sarò, ma veramente, perché ormai sennò Valerio mi viene a casa con lanciafiamme come Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood, e aspettatevi delle belle perché c'ho molte cose in carino, ci sarà questa sulla satira, sull'architettura, si tornerà a parlare di film singoli già dal prossimo, e ti ringrazio per questa parentesi. Dobbiamo però poi tornare a parlare quando ci sarà tempo di quella conferenza stampa, ci prendiamo questa vittoria. Non siate severi con Valerio, perché se ha sbottato il presidente ha anche il diritto di sbottare Valerio. Molti hanno detto in realtà è in linea col linguaggio che ha usato lui, quindi vai liscio, però io preferirei alzarmi da quel livello. Non gli capitava da tempo Valerio, non lo voglio giustificare, però diciamo, in quest'anno e mezzo, 2 anni e mezzo, però ragazzi quella conferenza è molto grave, voi la state sottovalutando. Vi faccio solo notare questa cosa, ripeto, non è una giustificazione.
per chi ti ha criticato. Metti che il signore che ti ha criticato è lo sponsor, noi lo nominiamo, ma sei gli altri sponsor, e quindi ha un contratto, come si chiama. E a un certo punto uno ti dice no, però per le prossime 17 partite tu non fai la conferenza, quindi per quelle 17 volte quel marchio rispetto a altri non compariranno, li gireranno molto le scatole. È molto facile fare i paraculi con i soldi degli altri, no? Ma lo fai in corsa, non a fine campionato, ridiscutiamo. Solo questa piccola cosa è un moltiplicatore incredibile di argomenti che potremmo fare, e questa è la coerenza che io sottolineo a volte il Presidente, che non sono né stiamo tutto bene, là non ci accide nessuno, né cacci soldi. Tu dici che non facciamo abbastanza i soldi, siano vecchi, le leghe, eccetera, ma tutte le proposte che fai sembrano tutte proposte contrarie a rendere appetibile da un punto di vista televisivo un marchio, e poi me lo dici in corsa senza una ragione tecnica scientifica a mano, che può sembrare solo un piccio. Non credo che gli sponsor siano contenti di una dichiarazione del genere in corso d'opera. Considerate, chiudo, che nel calcio che ho vissuto io, le interviste te le faceva pure Galeazzi camminando per il campo. Adesso sarebbe impossibile, buonanima, grande Galeazzi, perché immediatamente ti mettono il cartellonato dietro con tutti gli sponsor. Non esiste, ti prenderesti una cazziata incredibile per essere stato tempestivo, no? Cioè c'è è cambiato in tante cose il calcio. Non vi voglio dire a me piace, non piace, perché sono fatti che non sembrano, però è cambiato. È strano che un presidente visionario non ricordi che è cambiato, però ne parleremo con calma. Scusa perché le persone devono soffermarsi con più attenzione. Stiamo parlando di soldi, amiche Bellini, non i miei o di Valerio. E questa gente, sponsor, spendono dei soldi e non li vogliono buttare, li spendono perché fanno anche dei calcoli, e fanno anche dei calcoli promettendo, come si fa per le assicurazioni, no? Io prevedo che avrò questo tipo di audience, come si chiama, questo tipo di là. Quindi già un Napoli che sta andando meno bene gli farà girare le scatole, no? Se poi tu mi togli altro spazio, e io sono andato ulteriormente dai miei clienti a dire, e quelli dice, io sono scontento perché tu avevi preventivato questi obiettivi che già non stavi raggiungendo, adesso si dimezzeranno. Noi non dovete ragionare solo il presidente ci ha portato, dovete ragionare che è un mondo complesso che riguarda tantissimi, e lì non è un solo sponsor, pensate quanti marchi ci sono dietro, e tutti quelli saranno contenti di questa affermazione, e questa è solo una delle cose che potremmo sottolineare di quella conferenza stampa. Allora quindi ci si deve andare verso un iperprofessionismo alla Superlega, e dici una cosa del genere. Non credo che nella Superlega tu ti alzi perché sei scontento, dici da domani il mio allenatore non fa più conferenze stampe. Vuoi la Superlega e fai una cosa del genere? Scusa Valerio, questa parentesi. Però, quando si attacca una persona come me, però bisogna argomentare. Hai detto Guido, hai detto una criticata perché non è vero, perché nell'NBA non fanno interruzioni, non ci sono gli sponsor. Mi ricordo quando Tomba sciava che subito si doveva mettere la cosa il polsino, eccetera. Chiaro, perché lo sponsor ti paga, lui come nel golf, come nella Formula 1, però ci sta che un tifoso non la guardi quasi dimensionalmente. Guardate il Ritorno al futuro e Doc ci cazzerà. Martin, tu non la stai guardando quasi dimensionalmente. Scusa Valerio, questa no, perché aveva a che fare. Vi ringrazio, buona serata agli amiche Bellini, agli amici Belbini. Mi dai di nuovo l'opportunità di salutare tutti gli addetti agli autolavaggi e vi aspetto su piano sequenza. Un abbraccio a tutti. Gran gol Kvara. Grandissimo gol Kvara. Un abbraccio a Guido Gentile. Piano sequenza, che lo trovate sul suo canale e risponde a tutti i vostri commenti. Amici, io vi abbraccio, vi bacio, vado a fare il che fare, vi lascio al derby d'Italia. E la considerazione, insomma, sì, abbiamo solo 2 squadre davanti, anche se l'Atalanta vola, dipenderà sempre se noi riusciamo a fare 3-4 vittorie. Fare calcoli ad ora non sono d'accordo, per la classifica è corta, è proprio quello che diciamo sempre, la classifica è corta, ma avendo tu tante squadre davanti non dipende tanto da te, dipende oltre che da te anche da quello che fanno altri. Ecco perché è complicata. E nella chiusura ad Antonio, non conosco la pronuncia corretta, ma sono sicuro che non è Ngonghe. E io mi sono preso la briga di andare su un sito di pronuncia belga per essere più vicino a quello che potrebbe essere la sua, ma mi fa piacere ricordare che lo stesso Caiuste,
prima ci ha detto io sono Caiuste, poi ci ha detto io sono Cagiasti, quindi a secondo quando ci sono le influenze, noi capite, mamma napoletana, papà napoletano, si dice così, Esposito. Ma anche la questione del napoletano è una lingua, non è un dialetto, e andrebbe anche scritto bene. Vi abbraccio, vi bacio. Vi chiedo le like finali per quelli che hanno visto la live anche dopo, tutte le considerazioni domani, per un'analisi tattica che non deve solamente parlare del risultato, ma anche di come si è fatto, perché poi i presupposti, con i presupposti, poi lasciate il like per i presupposti, che poi ci aggiorniamo. Te la recupero io, Francesco, quella foto domani nell'analisi tattica, perché mi sono scritto il numero, quella foto poi te la recupero io. Siete attenti, questa è la mia community, è straordinaria.